Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio Francesco e tutto il comitato scientifico organizzativo dell'evento per avermi dato la possibilità di presentare i dati di cui parlerò oggi sostanzialmente, che sono i risultati del primo anno del mio dottorato presso l'Università di Trento. Avremo un focus particolarmente sulla varietà del Timavesa, che è una varietà alto-tedesca collocata tra la zona della Carnia e il confine con l'Austria, vicino al passo di Monte Croce, ed è una varietà alto-tedesca che rispetto alle altre varietà presenti non solo nel Triveneto, ma in generale lungo l'arco alpino, non è stata oggetto, soprattutto da un punto di vista sintattico, di un grande interesse nella letteratura. Quello che farò oggi appunto è analizzare questo fenomeno del verbo secondo, vi introdurrò ecco, nella prima parte un presupposto teorico, so che sono cose già conosciute per molti di voi, quindi andrò abbastanza veloce da questo punto di vista, per poi appunto affrontare il Timavese, i dati sul Timavese e cercare un attimo di capire innanzitutto la tipologia di verbo secondo che il Timavese realizza, alcuni aspetti più conservativi o tratti più innovativi rispetto nel continuum ecco, germanico-romanzo, cercando appunto di andarlo a collocare in questo ipotetico continuum tra tutte le varietà alto-tedesche finora oggetto di studio nella Sprachinselforschung. Ok. Vediamo se riesco. Ok, iniziamo dal primo aspetto per quanto riguarda la visione mainstream, come si suol dire, del verbo secondo. Partiamo da Den Besten sulla sua analisi del gruppo dell'intero complesso germanico. Il verbo secondo sostanzialmente consta in quello che di fatti è un movimento, una salita del verbo nel gruppo germanico dalla sua posizione di partenza in VP, nella proiezione verbale, fino alla testa del sintagma del complementatore. Questo assieme inoltre a un movimento di un XP nella posizione di specificatore del complementatore stesso. L'insieme di questi due movimenti di natura grammaticale, quindi non legati di base, almeno questo ci dice parte della letteratura, da trigger di tipo semantico-pragmatico, danno luogo a quella che è di fatti la cosiddetta restrizione lineare nel comparto germanico. Qui vi ho portato un esempio di una struttura in italiano dove appunto alla destra del verbo, alla sinistra del verbo è possibile avere diverse tipologie di costituenti. A Maria, domani il tuo libro glielo devi dare al più presto, quindi con il verbo finito, posto a flessione morfosintattica, in posizione VN, in realtà molto più in là rispetto al resto della periferia. Mentre invece per quanto riguarda il tedesco abbiamo sostanzialmente un unico costituente alla sinistra, in quello che di fatti è la periferia sinistra della struttura. Das Mädchen hat ein Apfel gegessen. Da ich müde bin, gehe ich froh ins Bett. Notiamo già da questi due esempi che alla sinistra un'altra delle proprietà principali di questo verbo secondo è che l'XP che si muove alla periferia sinistra può appartenere può avere una diversa natura in termini di costituenti. Possiamo avere dei complementi oggetti diretti, un'intera struttura, altre tipologie di avverbi come insomma complementi di luogo o di tempo. La agrammaticalità di 1D in questo caso, quindi mit seinen Freunden Hans ging ins Kino, ci fa capire che vi è la possibilità di anteporre un unico costituente che può essere mit seinen Freunden o Hans alla sinistra del verbo e più costituenti, almeno in una frase ecco, standard, risultano nella agrammaticalità della frase. La resa appunto del verbo secondo ha creato, da un punto di vista dell'analisi nella letteratura, a una tassonomia in termini di tipologie di realizzazione di verbo secondo. Questa è la prima
parliamo di verbo secondo di tipo simmetrico o asimmetrico. Qui vi ho riportato l'esempio dal tedesco e l'esempio dal norvegese. In tedesco abbiamo nel primo caso una embedded non introdotta da complementatore, quindi è sagt diesen Film, che in questo caso è il complemento oggetto, haben die Kinder gesehen, mentre nel secondo caso abbiamo di fatti una Das, una dichiarativa introdotta da Das, e come vediamo nel momento in cui la dichiarativa, la subordinata viene introdotta da un complementatore, il verbo rimane sostanzialmente nella parte finale della frase, della struttura, e quindi il non sare come avviene in 2A. Al contrario invece per quanto riguarda il norvegese, qui abbiamo una frase principale in 2C, oggi lui ha letto, lui legge non il giornale oggi, mentre nel secondo caso con una dichiarativa at, un equivalente di das in norvegese, abbiamo anche qui la ripetizione della struttura così identica anche nella principale, dando luogo a quella che di fatti è una mancata asimmetria e quindi una simmetria tra la frase principale e la frase subordinata, uno dei fenomeni correlati appunto del verbo secondo alla tedesca. Ecco appunto, come vi dicevo, nelle lingue asimmetriche come il tedesco, complementatore e verbo finito, posto flessione morfosintattica, concorrono per la stessa posizione, che sia appunto il forfed in un'analisi per campi o la testa di C nella teoria mainstream, oppure la posizione di testa di Finn per quanto riguarda la cartografia sintattica. Un'ulteriore tipologia di verbo secondo sono le cosiddette lingua verbo secondo residuale, come appunto l'inglese moderno, dove in realtà la restrizione del lineare del verbo secondo è intesa solo in alcuni specifici contesti sintattici, come nelle interrogative introdotte da operatore WH o nelle principali introdotte da operatore negativo. Which battery type would you recommend? And none of them would I recommend. Un fatto interessante è appunto che se invece in ottica diacronica andiamo a vedere l'antico inglese, la realizzazione del verbo secondo in antico inglese, questo effettivamente è riscontrabile in un'alta percentuale di casi. Cosa vuol dire? Che appunto in epoca moderna, da un punto di vista di sviluppo diacronico, l'inglese moderno ha perso il fenomeno del V2, che appunto è ristretto solo in specifici contesti sintattici ed è dovuto principalmente al fatto che l'operatore WH e l'operatore negativo concorrono in una configurazione specificatore testa all'interno del sintagma C, sostanzialmente quello che appunto RIS si definisce per l'operatore WH WH criterion o il neg criterion dalla Hagemann per l'operatore negativo. Questo appunto è per quanto riguarda la tipologia residuale. Un'ulteriore tipologia invece, che è una tipologia di verbo secondo rilassato, è stata sviluppata con l'ampliamento e la teorizzazione di quella che di fatto è la split CP per quanto riguarda di Riziana memoria, per intenderci, sul modello appunto dell'ampliamento del sintagma inflessionale, quindi sulla creazione di teste funzionali di accordo, modo, tense e quant'altro. Allo stesso modo anche il sintagma del complementatore si è sostanzialmente espanso da un punto di vista di teste funzionali, creando un sistema di force finiteness per quanto riguarda appunto l'inserimento della struttura nella struttura informativa e di fatti l'interfaccia con il resto delle teste funzionali della frase, e il sistema di topic focus, che invece sono legate a delle dinamiche, a delle feature di natura principalmente pragmatica e regolate dalla struttura informativa della frase. Qui ci sono sostanzialmente due modelli: la split CP ritziana, che vede appunto una ricorsività della testa di topic, cosa che di fatti in realtà non è previsto invece in Benning Caporetto 2004, dove topic non può essere ricorsivo. Da un punto di vista dell'analisi che vedremo oggi non è una distinzione che andrà ad inficiare particolarmente sui nostri dati. In base appunto a questa espansione della CP, anche altre lingue e varietà sostanzialmente non solo moderne
ma anche storiche, come il romanzo medievale, il francese medievale, per intenderci, sono state categorizzate come lingue a verbo secondo rilassate proprio perché presentavano quello che di fatti è un movimento del verbo verso la periferia sinistra, è di fatti invece una periferia sinistra che conteneva decisamente più di un singolo costituente, quindi un CP espanso da questo punto di vista. Oltre alle lingue romanze medievali, vi sono anche delle varietà alto-tedesche, come per esempio il cimbro o il mocheno, che godono appunto di questa particolarità di avere il movimento del verbo verso C e una periferia sinistra espansa, una CP espansa. Per appunto identificare la tipologia di verbo secondo, quindi se in senso stretto o in senso appunto rilassato, è stata appunto approntata il cosiddetto effetto bottleneck, cioè la chiusura del collo di bottiglia, per quanto riguarda appunto le lingue, per definire se la lingua è una lingua verbo secondo in senso stretto o in senso rilassato. Nel momento in cui questo collo di bottiglia idealmente si va a restringere su fin P, allora abbiamo un verbo secondo più rilassato, quindi abbiamo la possibilità a più costituenti di poter accedere alla periferia sinistra. Mentre invece qualora il bottleneck si applichi in force, allora se guardiamo anche semplicemente la linearità in Beninca e Poletto, per intenderci, nel momento in cui il bottleneck si va ad applicare su force, allora viene preclusa la possibilità per diversi costituenti di poter accedere alla periferia sinistra, difatti comportando una lingua verbo secondo in senso stretto. Per quanto riguarda in realtà il bottleneck effect non è esente da controversie da un punto di vista di analisi di tipo diacronico, proprio perché anche semplicemente rimanendo su Rizzi, l'applicazione del bottleneck in force andrebbe un po' a violare il cosiddetto, cioè il freezing dei criteri in base a quale uno specifico costituente va a targettare nella CP la testa funzionale indicata e che è in grado appunto di andare a fare un check della feature, un elemento focalizzato andrà per forza in focus e appunto una varietà, una lingua che abbia il bottleneck come appunto il tedesco in force non è ben spiegabile in che modo appunto l'elemento, il costituente vada da focus in force, proprio perché rimarrebbe bloccato, congelato, come dice appunto Rizzi, sulla propria testa funzionale. E vedremo che in realtà anche in timavese il bottleneck sia in force che in FIP non sono in grado di poter spiegare la variazione appunto che possiede questa varietà di tedesco. Detto ciò, quindi, avendo un attimo fatto un sunto più o meno del quadro teorico su cui ci stiamo muovendo, iniziamo a guardare un po' il timavese. Qui vi ho inserito alcuni dati storici, come potete vedere dalla cartina, il Timau, che è appunto una frazione di Paluzza, è praticamente collocata lì del passo di Montecroce, sostanzialmente al confine tra la Carnia e l'Austria. Da un punto di vista storico è possibile affermare che già dal XIII secolo l'insediamento delle popolazioni, parliamo di minatori inizialmente stagionali, per così dire, che si spostavano appunto dalla zona del Gail, dalla valle del Gail fino alla zona di Timau, sono stabiliti di fatto creando, non si sa bene, se un unico insediamento degli insediamenti divisi inizialmente, ma in ogni caso, ecco, da un punto di vista prettamente fonetico, si può dire che il timavese si sia fermato ad uno stadio intermedio della cosiddetta Kerntadelung, di base un po' avvalorando il periodo tra il 1300 e 1400. Fino al XV secolo, tra l'altro, la zona di Timau non era all'interno del Friuli della Carnia, ma faceva parte anche del distretto di Mauten in Austria. Quindi questo ha un po', ecco, in un certo qual modo dato, e lo vedremo con i dati in seguito, ha influenzato da un punto di vista anche la struttura della lingua, perché appunto
A differenza delle altre varietà alto-tedesche lungo l'arco alpino di base, Timau non è mai stata una varietà prettamente isolata, proprio perché si colloca su quella che inizialmente era una rotta commerciale, che lo era fin dal Medioevo, e questo ha portato a degli scambi. In realtà è al contatto soprattutto con la zona, col friulano, con i friulanofoni sostanzialmente, comunque col ceppo romanzo. In realtà se questo idealmente può far pensare allo sviluppo di tratti innovativi, quindi che si discostano dalla Dutch-Sprache tedesca, vedremo che in realtà il timavese presenta dei tratti abbastanza conservativi sotto alcuni punti di vista. Questo è un riassunto molto molto breve di un grosso lavoro di Francescato Solari 94 su appunto la realtà sociolinguistica, una realtà di base trilingue, anche se Francescato parla di diglossia più bilinguismo, in cui l'italiano è la lingua di uso comune, di uso formale in realtà di scambio, il friulano viene utilizzato da un punto di vista di scambi commerciali con le zone limitrofe, sostanzialmente il timavese viene relegato prettamente alla sfera familiare e raramente in alcuni contesti al di fuori, ma comunque in contesti di alta familiarità tra i parlanti. Quello che ci interessa è che comunque anche Francescato, in un documento del 1602, attesta di fatti quello che è uno stato di bilinguismo tra una lingua prettamente italica, come dice, et germanica, quindi la coesistenza del timavese come varietà effettiva è già attestata fin dal 1602. Purtroppo non ci sono fonti di natura fonti storiche che possano attestare la varietà del timavese sia all'epoca, tuttavia comunque già questo documento ci serve per capire appunto che la realtà di Timau è stata sempre una realtà fortemente bilingue. L'utilizzo, cioè l'indagine tra l'altro di Francescato è un'indagine sociolinguistica molto interessante perché ha di fatti coinvolto l'intera popolazione di Timau, che nel 94 si attestava a circa 650 abitanti sostanzialmente. Attualmente, almeno dai dati raccolti dal censimento del 2020, quindi non proprio attualmente, però insomma, parliamo di una comunità di circa 340 unità, quindi c'è stato un forte calo demografico della varietà e questo di base un po' va a inficiare perché anche da un punto di vista all'interno, in ottica familiare, sembrano non esserci neanche tra i parlanti più giovani, quando parlo di parlanti più giovani parlo di bambini dai 3 ai 10 anni che siano in grado di parlare in timavese, abbiamo solo parlanti passivi sostanzialmente, quindi in grado di capire ma non di parlare attivamente. Ecco, quindi rispondiamo alla prima domanda di ricerca che andremo a fare è appunto capire se effettivamente da un punto di vista tipologico di che tipo di lingua a verbo secondo, se effettivamente a verbo secondo si parla, costituisce il timavese. Già questi primi 3 esempi ci fanno capire che effettivamente il verbo sale fino al sintagma del complementatore. I onin, nitzeak, pakenki, io, lui con l'oggetto in critico al verbo, la negazione seachen, quindi già il fatto che il verbo salga oltre la negpi sostanzialmente e oltre quella che di fatti poi è la posizione del pronome nel complesso Vakanager, ci fa capire che di fatti c'è un movimento del verbo che sale fino al sintagma del complementatore. Stesso discorso per gli esempi B e C, da Maria gadenk sinit con il riflessivo e la negazione e anche in Darmario il Mario mi ha a me sempre libri comprato, quindi anche la presenza di obla sempre che un sentential adverse, un avverbio alto, almeno per quanto riguarda la gerarchia presentata da Rizzi, ci fa capire che il verbo comunque nella principale si trova molto in alto nella frase. Abbiamo un CP espanso? Sì, perché? Come possiamo vedere dai vari esempi, da Vargonana Bouca, Dargianni, Isaf Palucci, i verbi chiaramente sono quelli in grassetto, il verbo flesso, abbiamo frame setter soggetto, elemento topicalizzato,
una Linksversetzung in questo caso è il soggetto, un'intera struttura subordinata prima e nuovamente il soggetto, e qui abbiamo anche sempre un soggetto però topicalizzato, è ripreso appunto la frase sarebbe in 4, i bambini, quando Bernd è un futuro, è un ausiliare per indicare il futuro, i bambini quando loro di nuovo a casa tornano, sostanzialmente, quindi quando torneranno a casa i bambini. L'ultima frase è interessante perché in realtà è un pattern abbastanza attestato in tutte le varietà alto-tedesche presenti nella zona del Triveneto, e che di fatti manca quella che è una simmetria tra la principale dichiarativa e l'interrogativa diretta. Difatti, in presenza di un operatore VH, come può essere Bona, in questo caso dove, non è possibile l'inversione del verbo finito con un soggetto lessicalmente pieno, che deve essere appunto sostituito da un enclitico, da un pronome di ripresa. Ecco, in quella che poi è difatti una Linksversetzung. In ogni caso, quello che ci fa capire è che è possibile avere anche un elemento in topic e un elemento in WP sostanzialmente prima del verbo, quindi avere comunque una CP espansa da questo punto di vista. Se mettiamo questi dati finora raccolti sul timavese in ottica contrastiva rispetto alle altre varietà finora prese in considerazione, in realtà abbiamo un pattern abbastanza simile. Ecco. Tuttavia il timavese ha degli aspetti inizialmente più conservativi rispetto alle altre varietà che andremo a vedere adesso. La prima è la cosiddetta inversione soggetto-verbo. Per quanto riguarda la struttura XP diverso dal soggetto lessicale di P e verbo finito, è accettabile sia l'inversione sia invece la prima struttura sostanzialmente. Anzi, sul gruppo di informanti che ho preso che ho intervistato, la struttura che vede l'inversione del verbo, l'inversione del soggetto-verbo, ha un punteggio più alto. Difatti ci sono stati 2 parlanti che non hanno dato un punteggio pieno di grammaticalità, da una scala da 1 a 6 hanno dato un 5, mentre invece con l'inversione, qui è un esempio con verbo sì, intransitivo, è andato però anche per quanto riguarda i verbi transitivi abbiamo lo stesso pattern, è accettabile, anzi è più accettabile l'inversione soggetto-verbo. Quello che però è interessante è che nel momento in cui viene posta la domanda dove è andato Gianni la settimana scorsa, quindi il soggetto è già introdotto all'interno della struttura informativa, per non inficiare tra l'altro le 2 strutture, cioè la prima rispetto alla seconda sono state fatte in 2 momenti diversi, per non inficiare da un punto di vista, ecco, per quanto sia possibile non influenzare in questa tipologia di interviste. Nel momento in cui il soggetto assume un tratto di plus given all'interno della struttura, allora tutti mi danno la struttura da Vargona alla Boca, da Gianni. La settimana scorsa Gianni è a Paluzza con la macchina andato. Se viene richiesto a risposta di questa domanda una struttura con inversione, anche in quel caso è data come accettabile. Tuttavia comunque, ecco, questo cosa ci fa? No, prima, ok. Questo cosa ci fa capire? È un primo indizio sul fatto che in realtà da un punto di vista prettamente sintattico la struttura non marcata sia una struttura che richiede l'inversione soggetto-verbo, e questo già di per sé è un pattern fortemente in contrasto rispetto alle altre varietà alto-tedesche, è più in linea con la conservazione, con alcuni tratti conservativi. Se invece andiamo a vedere la realizzazione appunto del soggetto in forma pronominale, abbiamo anche qui una distinzione tra pronomi forti e deboli. Qui vi porto la terza persona maschile perché le 2 forme differiscono da un punto di vista prettamente morfologico. Allora, qualora il soggetto è forte, questo deve per forza essere collocato
alla destra del verbo flesso, qualora questo sia incritico, qualora questo invece sia un pronome debole, allora va ad incriticizzarsi al soggetto, in quella che poi di fatti è la Vakanaga posizione. L'unico caso in cui è accettabile un pronome forte post-verbale è che sia in posizione di focus contrastivo basso. Quindi Insomma, quest'estate ha letto un libro interessante, ecco, a lui un libro interessante letto, non lei. Questo è l'unico pattern per poter accettare un pronome forte post-verbale. Per quanto invece riguarda il pattern OV-VO, vediamo il timavese è caratterizzato, qui abbiamo due strutture dichiarative principali, abbiamo quella che di fatto è un'alternanza OV-VO, quindi nella prima da Maria ogni obla plaka cenkt, alla Maria ho io sempre libri regalato, nel secondo caso invece abbiamo in negozio mia madre ha comprato un lungo rosso vestito, quindi con il complemento oggetto esterno a quella che è la parentesi verbale e di fatti un pattern di tipo VO. Stesso discorso anche per quanto riguarda l'alternanza OV-VO all'interno della subordinata. Abbiamo nel primo caso una struttura OV, quindi io spero che Gianni alla festa della Maria viene sostanzialmente. Nel secondo caso abbiamo quello che sembra essere, anzi è un fenomeno di verb projection rising, cioè la salita sostanzialmente della proiezione verbale in quello che appunto è il campo verbale di V piccolo p. Questo porta ad inglobare sostanzialmente, in questo caso, l'oggetto indiretto a sua moglie, però ho anche casi in cui viene inglobato anche l'oggetto, sì, il complemento oggetto diretto, quindi con una salita, un verbo che apparentemente l'ausiliare e il modale, che sono, diciamo, da un punto di vista sintattico, sono quelli più inclini rispetto al verbo lessicale, alla variazione, alla salita, che sembra, almeno da un punto di vista lineare, salire molto in alto. Per verificare appunto la posizione, ecco, del verbo all'interno della struttura secondaria, ho deciso di vedere la realizzazione del cosiddetto verb projection rising in caso di oggetto diretto in forma critica e in caso di negazione. Quello che possiamo vedere dagli esempi è che nel momento in cui il complemento oggetto diretto e indiretto sono resi in forma critica, questi vanno ad encriticizzarsi direttamente al complementatore, creando quello che Dargiani, Otmar Zok, Gianni ha detto, Azar, Ar, In, necessariamente in quest'ordine, Nit, la negazione Ot Gakaft. Nel momento in cui all'interno della subordinata abbiamo un soggetto che, a differenza del primo esempio, è reso in forma lessicale, anche in questo caso il complemento oggetto critico va ad encriticizzarsi nuovamente alla CP. Quindi Ivromi, Menin, Dargianni, Nit, Ozeachen. Difatti andando un po' a replicare la struttura delle asezze in cimbro. Infatti nel caso, ecco, per quanto riguarda il cimbro ha sviluppato questo, molti di voi sicuramente lo sapranno, questo diasistema di complementatori, per cui abbiamo le strutture introdotte da AS che hanno un pattern fortemente OV, mentre invece le strutture introdotte da che sostanzialmente hanno un posizionamento del complementatore della congiunzione molto in alto all'interno della periferia, e questo porta a un pattern, a una simmetria tra la principale e la subordinata. Ecco, in questo senso la subordinata in timavese ricalca pienamente il pattern delle asezze in cimbro. Se andiamo ad analizzare la stessa tipologia di oggetto diretto critico e negazione, vediamo che per quanto riguarda il sappadino, allora abbiamo nella prima frase per il sappadino abbiamo la realizzazione dell'oggetto, del pronome oggetto, che non va ad incriticizzarsi in alcun modo, ma rimane post verbale. Questo
è stato ipotizzato già da Poletto Tommaseri nel 2019, fa pensare alla collocazione in realtà di infl in posizione mediale rispetto alla posizione finale, teoricamente, dove dovrebbe trovarsi in una struttura prototipica o V comunque tedesca. Stesso discorso per quanto riguarda anche il Saurano, abbiamo la negazione in questo caso che viene posta in posizione post-verbale rispetto al verbo flesso. Io ho analizzato principalmente gli ausiliari di base e i modali, proprio perché, come ho detto, sono quelli più inclini alla variazione da questo punto di vista. Se andiamo a vedere la posizione della particella verbale, che di base ci segna la posizione del verbo lessicale all'interno della frase, già notiamo che insomma il pattern è un po' più simile tra le varietà prese in considerazione. Quindi da questo punto di vista, ecco, qui c'è un recap generale della struttura della frase principale, della frase secondaria nel timavese, semplicemente un po' ripeto quello che ho detto. Quello che ci interessa è che almeno per i fenomeni analizzati finora, quindi per l'ammissibilità dell'inversione del soggetto lessicale e per la struttura di tipo V, che a questo punto è una struttura principalmente asimmetrica, qualora venga tralasciata la realizzazione di costituenti pienamente lessicali, rendono il timavese in realtà la varietà più conservativa in quello che, almeno per i dati finora ottenuti nella letteratura, ecco, rendono il timavese la varietà più conservativa rispetto al resto. Ok, detto ciò, ho chiamato questa slide crepe sul collo di bottiglia, proprio perché, come dicevo, la possibilità appunto di capire, ok, il timavese è una lingua, è una varietà di tedesco che ha la salita del verbo in C, presenta quella che di fatti è una split CP, quindi un CP espanso, ma il famoso collo di bottiglia dove va ad applicarsi? È interessante vedere che, qui ho ripreso alcuni esempi, quindi dove c'è appunto un CP più espanso, è interessante comunque vedere che finché abbiamo un ordine a V3 sostanzialmente, quindi un XP diverso dal soggetto, un soggetto, un verbo, il timavese, il parlante timavese me lo ritiene accettabile, nel momento in cui iniziamo da un punto di vista lineare, ad aggiungere più elementi, quindi V4, Vn in generale, la frase inizia a diventare meno grammaticalmente accettabile. Questo ci porta a chiedere quindi a quale livello, in quale categoria appunto, in quale testa funzionale va ad applicarsi questo collo di bottiglia. Quindi abbiamo una lingua più in senso AV2, in più in senso stretto o più rilassata. Un esempio in tal senso che ci può far capire appunto l'impossibilità di applicare il collo di bottiglia, almeno con certezza nel timavese, è la realizzazione dell'object fronting con il fenomeno di topicalizzazione. Preferisco, da questo punto di vista lo chiamerò una semplice anteposizione del complemento oggetto diretto e indiretto nel timavese. Qui in 4 e 5 abbiamo quella che di fatti è una Linksversetzung, quindi l'anteposizione dell'oggetto diretto nel primo caso, indiretto nel secondo caso, con critico di ripresa, che però è diverso rispetto al tedesco perché non è un D pronoun debole, ma è un critico di fatti, quindi è nel complesso Wachenagel, mentre invece nel momento in cui vi è un preciso contesto in cui le strutture vengono inserite di base: il nuovo maestro ha la Maria incontrato, oppure il giornale legge mio padre sempre la mattina. Nel momento in cui i due elementi, quindi il nuovo maestro e da Zeiting, ma anche per quanto riguarda Dar Marian sotto, vengono introdotti nella frase, allora questo permette al parlante timavese di non utilizzare il critico di ripresa all'interno poi del DTP sostanzialmente. Per analizzare questo tipo di struttura di realizzazione da un punto di vista, durante le interviste ho appunto introdotto un complesso di base, una situazione prototipica, chiedendo ai parlanti di iniziare la frase in 6 con il nuovo maestro, in 7 con il giornale
e per il resto con alla Maria, per intenderci, di modo tale da dare un'indicazione su quale dovesse essere il primo costituente e poi lasciar libero ai parlanti di completare la frase, quindi eventualmente utilizzare un critico di ripresa. Un dato che comunque ritengo utile un attimo puntualizzare è il fatto che per quanto riguarda l'anteposizione dell'oggetto indiretto, quindi nella frase d'Armarian, c'è diciamo una maggiore una maggiore diciamo propensione a utilizzare un object fronting. Nei casi con i Neue Maestri o da Zeiting comunque la realizzazione prima è stata una diatesi passiva. Da questo punto di vista sono stato fortunato con i miei informanti proprio perché nel momento in cui ho avuto una diatesi passiva, ho chiesto loro di realizzare invece una frase attiva, avendo comunque una consapevolezza della differenza tra passivo e attivo, non ho neanche dovuto, ecco, non è stato richiesto di influenzare la frase dando un esempio in italiano o in tedesco, per intenderci, l'hanno fatto direttamente. La differenza appunto è questa feature di aboutness, sostanzialmente l'elemento deve essere già introdotto nel discorso, pena la agrammaticalità, comunque la non accettabilità della frase. Quello che però è interessante da un punto di vista sintattico è che la resa di object fronting senza critico di ripresa causa di fatto un'inversione obbligatoria in questo caso. Quindi Darmarian, Dargianni, Ottar, Oblapia, Cacent, per intenderci, non è pienamente accettabile, ecco, come struttura. La struttura più indicata in questo caso con il punteggio più alto è quello con inversione. Che cosa vuol dire? Questo è un pattern prettamente tedesco da un punto di vista standard, cioè il fatto che il complemento oggetto diretto o indiretto sia in grado di saturare la IPP feature della testa di Finn ed è in realtà non è facilmente almeno riscontrabile in altre varietà della zona, quindi questo è un tratto fortemente conservativo. Diciamo che l'elemento pragmatico un po' differisce rispetto al tedesco, proprio perché se prendiamo Frey 2004 che ha fatto un'analisi delle due realizzazioni, quindi della Linksversetzung e della topicalisierung sostanzialmente tedesca, notiamo che ecco, la topicalizzazione semplice può essere utilizzata anche quando l'elemento topicalizzato non è stato precedentemente inserito nel discorso, quindi sostanzialmente come shift dell'elemento. Questo non è assolutamente ammissibile in primavera, l'elemento deve essere ben contestualizzato e si deve parlare sostanzialmente del nuovo maestro o del giornale. Ok, questo ci fa capire appunto l'alta varietà di questa tipologia di resa appunto dell'object fronting rispetto alla Linksversetzung, ci fa capire che non c'è di fatti un criterio standard con cui poter dire allora il collo di bottiglia si applica in force o in fin. Quello che è interessante magari ecco riprendere innanzitutto il feature scattering Giorgi Pianesi, ma anche la cosiddetta il cosiddetto head bundling che è stato poi riproposto da Shu 2017, in cui dice appunto che queste strutture all'interno della CP, la CP può essere considerata come non split sostanzialmente, quindi non divisa, ma come un unico gruppo, appunto anche per un discorso di feature inheritance, quindi di ereditarietà delle feature che vanno ad essere flaggate sostanzialmente, e in questo senso in Timavese l'anteposizione dell'oggetto va appunto sia a soddisfare le feature di topic sia le feature di FinP, la necessità di FinP di essere di essere insomma di avere un elemento. Ok. Quello che è interessante di un altro pattern che ho sempre riscontrato in Timavese è la possibilità, sempre all'interno dell'object fronting, di avere più costituenti anteposti, quindi Darmarian, Van Zempuak, ogni Niammar Krekt, cioè la Maria di quel libro o io non più parlato. Questo da un punto di vista prettamente teorico un po' strizza l'occhio alla teoria di Peteschi per cui una testa può avere diversi specificatori e difatti
è anche interessante andare a vedere la realizzazione per quanto riguarda il ladino badiotto della topicalizzazione, cioè più topic sostanzialmente possono precedere il verbo nella struttura. Ok? Un ulteriore elemento che ho analizzato nel team Aversa è l'assegnazione di quello che fatti è la future, è l'assegnazione del caso nominativo. I dati mi dimostrano che per quanto riguarda ecco, l'assegnazione del caso nominativo, in team Avese non è ammissibile quella che di fatti è un'inversione libera del soggetto, che in realtà è tipica dell'italiano. In italiano posso dire oggi è arrivato Tommaso, oggi è arrivato il nonno, il papà, quel che è. In team Avese questo non lo posso fare, una struttura come Eint, Bruder, Spotakem, non posso realizzare con Eint is nessun elemento Spotakem, Bruder, ma può essere realizzato solo con l'enchiticizzazione di base di un pronome soggetto che vada a riprendere, quindi in questo caso con quella che è di fatto una dislocazione a destra. Il fatto che, come abbiamo potuto vedere, abbiamo un'inversione del soggetto lessicale accettabile da parte dei parlanti, che sia il pattern non marcato, in realtà sono necessarie ulteriori analisi da questo punto di vista per dire, però quello che possiamo dire è che di fatto il pattern è accettabile in entrambi i casi, e il fatto che appunto l'assegnazione dell'oggetto, l'anteposizione dell'oggetto diretto o indiretto senza topicalizzazione vada a triggerare sostanzialmente l'inversione soggetto-verbo, ci porta a considerare il fatto che in timavese il nominativo è assegnato la posizione strutturale per l'assegnazione del nominativo è quella di SpecTP, così come avviene per quanto riguarda il tedesco. Riprendendo un po' le feature keep, share e donate di Wari, che poi sono state riprese anche in Bidese Tommaselli per quanto riguarda il cimbro, dove in realtà il caso del nominativo viene assegnato in C e non in T, possiamo dire appunto che così come il tedesco ci tiene le feature sostanzialmente trigger il movimento del verbo e condivide la cosiddetta IPP feature, così come l'assegnazione del caso nominativo con il sintagma T, appunto andando in contrasto con l'assegnazione del nominativo in cimbro che avviene esclusivamente in C. E questo un esempio può essere dato dal fatto che per quanto riguarda la prima struttura, cioè la dislocazione del soggetto è ammessa solo attraverso l'utilizzo del pronome da, di da enclitico al verbo, quindi istash pota kem tai pruadar. Insomma, questo è un altro pattern che di fatti un po' va a rendere il timavese più conservativo da questo punto di vista rispetto al resto delle varietà. Ok, l'ultimo fenomeno che in realtà andrò ad analizzare è un fenomeno che in realtà sembra, almeno in parte, essere in controtendenza ed è stato un po' deciso di analizzarlo proprio dopo le conversazioni linguistiche in cui c'era il professor Costanti Francesco a parlare una domanda appunto su fenomeni di V1 in timavese. Quindi il V1 in timavese implica che il timavese stesso sia una lingua che permetta il prodrop. Allora, il primo che ho analizzato in realtà è il fenomeno di topic drop. L'unico caso in realtà che ho io è questo qui, dove io ho visto lui uscire dalla canonica, deve essere il nuovo prete, in questo caso il verbo, il modale a valore epistemico, e appunto dato che il soggetto è stato già l'ipotetico soggetto è stato già introdotto nella frase principale, allora è possibile omettere e quindi ometterlo nell'altra frase principale, di fatti dando origine a quello che è V1. In realtà questo è un pattern abbastanza attestato anche nel tedesco standard. Quello che è interessante è quello che sembra essere appunto un referential pro, quindi un drop del soggetto pronominale, o utilizzando la dicitura di Trukowski, un out of the blue drop. Parliamo di out of the blue drop, sempre anche fenomeno testato nel tedesco, quando appunto la prima e la seconda persona plurale, non essendo delle forme sincretiche, permettono appunto il sottointendere il pronome soggetto.
come dice, Trukowski, ripreso anche da Vice 2018, questa tipologia di drop del pronome riguarda principalmente la prima e la seconda persona singolare. In timavese ho trovato anche una struttura come clocked after tia, bussano alla porta, quindi in una terza persona. In realtà ipotizzo che si possa in qualche modo parlare, almeno da un punto di vista prettamente teorico, di out of the blue drop, proprio perché in timavese la terza persona non è una forma sincretica, cioè ha una desinenza che la distingue rispetto alla prima persona plurale. Mia clocken, noi bussiamo, Zoe clockend, loro bussano. Questo è un po' un pattern che in realtà da un punto di vista diacronico è riscontrabile anche nelle fasi più arcaiche del tedesco. Qui ho preso un esempio appunto di terza persona plurale, anche se parliamo di una subordinata, però anche nell'alto tedesco antico, ma anche nel medio alto tedesco, data appunto la ricchezza morfologica del verbo, sostanzialmente delle forme verbali, allora l'omissione del pronome era ammissibile. Quello che è interessante è vedere che forzando, tra virgolette, perché non è una struttura che spontaneamente si utilizzerebbe, alla porta bussano, no? Allora in questo caso è quello che il pronome appare. Quindi nel senso è un attimo, in realtà non ho una spiegazione ben precisa per questo fenomeno, però è interessante comunque farlo notare. Quello che di fatti in realtà è un po' un pattern che si discosta rispetto all'altro è l'omissione del pronome nelle strutture impersonali, quindi sembra che non ci sia nessuno, manca poco al Natale, puzza di bruciato, mi piace, se piace a me. L'ultimo esempio è anche interessante, abbiamo sempre un potere con valore epistemico, possono essere stati corvi a fare questi danni, è interessante vedere che il potere non si concorda con darom, che è al plurale, quindi, perché altrimenti dovrebbe essere Meink, sein Gabesen darom, invece è la terza persona singolare. Questo da un punto di vista prettamente speculativo in realtà mi fa intendere che ci sia di fatti una terza persona, una qualche forma di espletivo, che però in fase appunto di realizzazione della frase non appare, non viene in alcun modo esplicitato. E questo di per sé in realtà è un pattern che un po' lo discosta il timavese rispetto a non solo rispetto alle altre varietà, ma al tedesco stesso, ma se vediamo in realtà questo semi-pro drop, sostanzialmente questo drop del pronome personale, è possibile anche nei verbi meteorologici, e questo già di per sé lo porta anche in contrasto con il friulano, per intenderci, dove piove, e il pluvet, per fare un esempio. Quindi è un pattern che in realtà sto analizzando, quindi non ho molto altro da dirvi su questo, però era interessante far notare che rispetto a tanti tratti conservativi del timavese, questo è un tratto molto più innovativo rispetto al resto delle varietà presenti nell'area. E questo ci porta infine in realtà a una speculazione finale a quello che da un punto di vista del movimento del verbo verso C abbiamo una varietà partendo dalla zona appunto austriaca, comunque dell'alto tedesco, che se andiamo a vedere da un punto di vista di realizzazione sembra quasi ricalcare l'andamento la posizione in realtà geografica di queste varietà all'interno del contesto alpino orientale. Se ricordiamo appunto la differenza nella struttura OV tra il timavese, il sappadino e il saurano, appunto vediamo che il timavese sembra avere un OV molto più solido, molto più stabile rispetto al sappadino e al saurano, andando poi a spostarci nella zona della Valle dei Mocheni e il Cimbro di Luserna, dove appunto la variazione OV sembra da una parte influenzata da componenti di natura pragmatica, comunque però con un'alternanza forte, dall'altra un sistema di
doppio complementatore, o vi da una parte e vi dall'altra, insomma, da questo punto di vista sembra esserci uno sviluppo, ecco, del movimento del verbo, che ricalca di fatti la posizione geografica, quindi la vicinanza o il maggiore isolamento rispetto alla Dachsprache tedesca. Con questo ho concluso, spero di non aver... Grazie mille. Anche io vi ringrazio per l'invito che mi permette di tornare su un tema che Francesco Duin ha già sentito a Venezia, ma vedrai delle novità, insomma, rispetto a quello che avevo presentato a Venezia, quindi questo è un lavoro che avevo cominciato, che ho cominciato, ma che in realtà è sempre stato di tre miei interessi sul Mocheno, che per fortuna sono riuscita negli ultimi tempi in qualche modo ad affrontare, quindi sono contenta di essere qui a Udine, perché ogni volta che vengo è sempre bello ed è sempre, riesco sempre a tirare fuori cose interessanti, quindi a cui non avevo pensato, quindi è sempre una bellissima occasione. Quindi quello di cui vi parlerò oggi è la traduzione in Mocheno, è una traduzione ottocentesca della parabola del figlio prodigo, quindi voi sapete meglio di me che ci sono tantissime traduzioni di questo testo, tutte risalenti agli inizi dell'Ottocento, quindi primi anni del 50, direi fino a 1840 dell'Ottocento, e oggi vi parlerò del testo in Mocheno. Quindi cos'è il Mocheno? È una lingua minoritaria di ceppo germanico parlata da circa 600 persone nella Valle del Fersina in Trentino. È in una situazione che possiamo definire tranquillamente di bidialettalismo, quindi il Mocheno è una varietà bassa, comunque che in qualche modo usa gli ambiti anche del dialetto trentino, quindi abbiamo questa competizione di uso nei registri, negli ambiti diciamo bassi della lingua, comunque molto informali, mentre l'italiano standard o l'italiano regionale in qualche modo rappresenta la varietà alta. Il Mocheno, come altre varietà di questo tipo, ha un'origine medievale, quindi in diverse epoche, in diverse ondate, è stata colonizzata la montagna di Pergine, quindi è stato reso abitabile un territorio prima disabitato ed sono stati dati dei terreni a dei coloni provenienti principalmente da Sud Tirolo, quindi di fatto attraverso la gestione della montagna di Pergine da parte del castello di Pergine o del capitolo della cattedrale di Trento, cioè i principi vescovi che avevano prima quei territori. La colonizzazione è stata contadina, quindi questa è una cosa su cui si è dibattuto abbastanza, perché ci sono delle opinioni perché dicono che appunto la colonizzazione sarebbe legata all'attività mineraria, che sappiamo in valle essere stata importante, però è stata importante per diverso tempo, ma specialmente intorno al 400-500, quindi noi sappiamo che linguisticamente il Mocheno è una varietà simile al medio-alto tedesco, quindi queste persone che sono andate in valle per lavorare nelle miniere in qualche modo avevano sicuramente parlavano delle varietà tedesche sicuramente meno conservative, meno simili al medio-alto tedesco, mentre noi sappiamo che insomma il Mocheno è simile al medio-alto tedesco. L'etimologia, diciamo l'origine contadina è confermata anche dall'etimologia di Mocheno, che lo collega con la parola mocche dal medio-alto tedesco, che è una parola che si ritrova in tutto l'arco alpino, anche in area appunto in queste aree qui, per indicare il tedesco, ma ha a che fare con il contadino del Maso, quindi questa è un'etimologia che abbiamo proposto, che è importante sull'origine della parola Mocheno. Da un punto di vista linguistico, già dai lavori importantissimi di Kranz Maia, quindi possiamo dire insomma l'inizio della dialettologia tedesca più moderna, il Mocheno è stato descritto dal punto di vista primariamente fonetico, naturalmente fonetica storica, come un dialetto sud bavarese simile ai dialetti della provincia di Bolzano,
Però Franz Maia dice che è in realtà simile ai al dialetto di Merano del 1300. Cosa significa questo? Significa che rispetto al dialetto di Merano parlato oggi è sicuramente un dialetto conservativo, però il dialetto di Merano del 300 era sicuramente una coinè, quindi era un dialetto che non era particolarmente conservativo, quindi c'era una sorta di annullamento dei tratti più particolari del dialetto, dei dialetti del 300. Quindi dialetto conservativo ma non troppo, e innovazione, quindi in questa definizione di Franz Maia. E questa queste caratteristiche, insomma questa idea che il moccano sia di fatto un dialetto tirolese viene confermata dai principali studi su tutti i livelli di analisi, e naturalmente anche per la sintassi, che è quello di cui mi sono occupata di più. Quindi abbiamo queste tendenze alla conservazione di, ad esempio, ordini OV-VO tipici delle fasi antiche delle lingue germaniche e anche delle lingue romanze, e un sistema di V2 simile ma non identico a quello del romanzo antico. Cosa faremo oggi? Di cosa vi parlerò? Vi parlerò di una cosa diversa dal solito, da quello che faccio io, cioè guarderemo un testo antico, e quindi vi presenterò il documento più antico in moccano che è a nostra disposizione, che è un testo che è conosciuto da parecchio tempo, almeno dal 1930, nell'edizione del Lorenzi, nel suo volume Toponomastica Moccana. Abbiamo questo testo che appunto io conoscevo già da parecchio tempo, ma che ho sempre considerato un testo anomalo, quindi è un testo che noi conoscevamo ma che è sempre rimasto un po' lì, perché adesso lo capiremo. È un testo di difficile classificazione per il lettore attuale, per chi parla o comunque per chi conosce il moccano attuale. Le domande sono due: è un testo veramente scritto in moccano ottocentesco? È affidabile? Oppure è un qualcosa che è stato raccolto così, non si sa bene da chi? Non abbiamo nessuna informazione naturalmente su questo, e se effettivamente è un testo affidabile, la risposta è: chi l'ha trascritto, chi l'ha tradotto e in quale varietà. Vi farò vedere che nonostante i problemi, questo è un testo estremamente affidabile ed è anche stato scritto da qualcuno che sapeva quello che stava facendo, anche se naturalmente era un moccano diverso da quello di oggi. Quindi no, non vi spoilerò la cosa, comunque, anzi ve la spoilerò, quindi vi farò vedere e cercherò di convincervi che questo testo è stato scritto in questa varietà qui, la varietà di Vignola, che è una varietà che è scomparsa, che oggi è estinta. Quindi vabbè, gioca dalla mia parte che non possiamo verificare questa ipotesi. No, sto scherzando, però insomma vi farò vedere degli argomenti che secondo me portano in quella direzione. Naturalmente non abbiamo purtroppo i mezzi per verificare tutto. Allora, questo è l'insediamento moccano storico. In realtà questa è una cartina storica delle comunità germanofone del Trentino. L'ho tagliata, ce n'erano molte di più in giro, quindi queste comunità erano dappertutto e tante si sono estinte. Di tante, ad esempio stavo guardando Santa Caterina, quei posti lì abbiamo delle vecchie traduzioni della parabola, quindi di tante di queste varietà qualcosa rimane ancora oggi, e quindi queste erano tutti qui appunto venivano parlate delle varietà tedesche, non mochene, ma appunto delle quali abbiamo anche poche tracce. Oggi il moccano è parlato ancora in 3 paesi, che sono Palù, Fierozzo, Frassirongo. La valle è chiusa, appunto passare da Palù a Fierozzo non si poteva fare fino agli anni 60 perché non c'era un ponte, adesso c'è un ponte, quindi i passaggi sono molto immediati. Una volta Palù era estremamente isolata, Frassirongo e Roveda è in cima a una montagna, quindi sembra tutto vicino, in realtà ci sono la valle, il passaggio da un paese all'altro non è così immediato e così facile. E moccano era parlato fino, non sappiamo fino a quando, ma intorno all'800, 1900, insomma, diciamo intorno al 1850 almeno. Era parlato anche a Falesina e Vignola, che sono oggi è un comune unico molto piccolo con 180 abitanti, dove non c'è più traccia del moccano. Quali sono i documenti più antichi di cui disponiamo? Allora, il documento più antico che abbiamo è un testo settecentesco scritto in italiano,
che riporta un contratto tra crumeri, quindi i mocheni, non so se questo vale anche per le minoranze che avete qui da voi, erano soliti viaggiare durante l'inverno per mantenersi, quindi una delle attività che facevano era quella del commercio ambulante appunto di varie cose. La merce che vendevano è cambiata anche nella storia dei commerci, anche i luoghi che visitavano è cambiata. Nel Settecento i crumeri andavano fino in Boemia, quindi erano nell'impero austro-ungarico e viaggiavano tantissimo, quindi poi con in qualche modo la fine dell'impero si sono concentrati su zone più vicine e sono stati sempre in contatto con il Sud Tirolo, quindi il Sud Tirolo è una zona dove i mocheni sono sempre andati tanto. E abbiamo appunto questo documento scritto tra crumeri dove i crumeri si mettono d'accordo in qualche modo su come dividersi le spese, come pagare determinati debiti. È interessantissima la questione dei movimenti che facevano le persone di queste valli, non ve ne parlo, vi dico soltanto che il commercio ambulante era fatto da tutti, ma soprattutto dalle persone di Palù, e mentre ad esempio a Roveda la pastorizia era molto forte, quindi sappiamo che i pastori di Roveda arrivavano fino in Veneto, quindi percorrevano dei percorsi, li percorrono alcune famiglie ancora oggi, estremamente lunghi. Quindi il testo più antico è in italiano, quindi questo contratto diciamo tra crumeri. Poi abbiamo la traduzione della parabola del figlio del prodigo che è datata al 1810. Stavo cercando di capire perché, l'avevo messo, ce l'avevo in testa e ho controllato, ne parla Lorenzi e poi lo riporta anche Zamboni nel suo articolo del 79 sugli atti della prima conferenza sul Mocheno, riporta questa data, però nel manoscritto di cui vi parlerò dopo, che è il manoscritto che ha trovato Francesco Zuin, per caso non viene riportata questa data, quindi è una data che in qualche modo ci dà il Lorenzi, questo 1810, quindi adesso ve la dico, però tenete presente che forse questo 1810 potrebbe non essere vero, però siamo intorno a quelle date lì. Quindi abbiamo questa traduzione di cui vi parlerò e poi abbiamo un'altra testimonianza che sono i diari di Schmeller. Quindi Schmeller è un grandissimo dialettologo tedesco linguista, 1833 arriva dalla Germania per andare, il suo obiettivo è andare a studiare Cimbro, però fa una piccola tappa di un paio di giorni in Val dei Mocheni e nei suoi diari ci sono un paio di pagine, pochissimo su questo, e Rowley nel 2010 ha editato queste piccole pagine, questi dati su quello che appunto Schmeller ha annotato nei suoi diari. E questa è un'attestazione che io chiamo indiretta, è indiretta ma di pregio, perché Schmeller naturalmente non era una persona a caso e quindi quello che scrive probabilmente è molto affidabile. E quindi questi sono di fatto gli unici documenti che abbiamo sicuri sul Mocheno. Come vi dicevo, la parabola io non l'ho mai considerato un documento sicuro, è diventato un documento sicuro da quando Francesco Zuin ha trovato per caso un testo che di fatto è in Mocheno, ma che non avevamo. Perché non avevamo il testo? Noi lo conoscevamo il testo, ma non avevamo il manoscritto, perché Lorenzi nel 1930 in Toponomastica Mochena pubblica un testo che è questo manoscritto 2874 della Biblioteca Comunale di Trento, che risulta smarrito. Quindi è un manoscritto che non c'è più. Quindi noi abbiamo soltanto la sua trascrizione, ma non abbiamo l'originale. E io vedendo questa trascrizione ho sempre detto, boh, che cos'è sta roba? Non la capisco, non ne sono convinta. Però adesso abbiamo appunto un manoscritto vero che possiamo vedere e quindi abbiamo in qualche modo un originale dal quale andare, da analizzare. Quello che possiamo dire è che i due manoscritti in realtà sono molto simili dal punto di vista del contenuto, quindi qui ho scritto identici, sì è vero, però c'è un'attenzione ai dettagli che nel manoscritto del Lorenzi non abbiamo. Quindi il manoscritto trovato da Francesco Zuin manifesta in qualche modo un'attenzione al dato linguistico e alla trascrizione della lingua mochena che non troviamo nel testo del Lorenzi. Quindi
vi anticipo, spoiler subito la conclusione, ma secondo me, ne ho parlato anche con Gildo e con Francesco, è possibile che il testo ritrovato, il manoscritto ritrovato da Francesco sia di fatto una bella copia di un testo comunque in fase quasi conclusiva, che è stato prodotto in 2 copie, una che era una brutta copia quasi definitiva, quella del Lorenzi, e invece un manoscritto di bella copia che è andato poi in Francia, quindi questa sarebbe l'ipotesi. Vi faccio vedere un po' di dati che secondo me sono interessanti per farvi vedere il valore di questo manoscritto trovato da Francesco in Francia. Ad esempio, nel manoscritto 2874 del Lorenzi, e noi appunto non abbiamo l'originale, Lorenzi trascrive Köin per dire, che sarebbe appunto dire, questo verbo molto antico che troviamo ancora in Mochero, lo trascrive Köi trattino I con la dieresis N, e una volta e altre volte Köin. Qui non ci sono degli a capo nella trascrizione di Lorenzi, naturalmente noi non sappiamo Lorenzi cosa ha combinato, se andava a capo a caso, cioè noi abbiamo una trascrizione in questo toponomastica Mochena su 2 colonne, quindi non sappiamo bene, però questo Köin lui lo segna sempre separato col trattino e anche appunto dove non ci sono degli a capo. E questo testo, questa parola è interessante perché abbiamo questa Köin che non è Kain, no? Magari appunto pensando al tedesco, chi trascriveva ha pensato dobbiamo far capire che non si dice Kain, quindi hanno messo la dieresis e poi in realtà c'è anche questo Köin, questa vocale particolare che è quasi simile a una Köin del Mochero. Invece nel manoscritto di Montbret, quello trovato da Francesco, abbiamo sempre Köin, quindi senza il trattino ma con la dieresis, quindi c'è una coerenza e quindi è secondo me indicativo del fatto che la versione del Lorenzi in qualche modo conteneva dei tentativi già molto avanzati di trascrivere la fonetica mochena, che poi sono stati in qualche modo regolarizzati nella versione finale. Un'altra cosa che troviamo, un'altra differenza grafica che naturalmente ha a che fare con la fonetica mochena, col tentativo di descrivere o trascrivere la fonetica mochena è la resa della E. Quindi nel manoscritto del Lorenzi troviamo questa grafia gehört per dire assentito, ascoltato, e invece nel manoscritto francese troviamo E, quindi gehört, quindi probabilmente qui è stato fatto, appunto, c'è una differenza nella resa di questo suono, che probabilmente non era un dittongo E, ma era un OE, quindi pensando che in qualche modo una versione precede l'altra, quindi si è fatto un primo tentativo con E e poi si è passati a OE nella resa del dittongo. E questo è molto sistematico, cioè tutti gli E sono stati cambiati con OE. Un'altra cosa molto interessante che vediamo che nel manoscritto del Lorenzi tutti i Gaben, quindi gewesen, sono scritti Gaben, mentre nel manoscritto francese li vediamo scritti così, vedete, con una sorta di accento sopra la E, a riportare forse una vocale aperta o chiusa, un accento, Gaben, non Gaben, Gaben. E questo appunto è secondo me un'attenzione molto particolare alla resa dei suoni del tedesco. Un'altra cosa che troviamo di anomalo, comunque una differenza, è la resa della S, della doppia S, che nel manoscritto del Lorenzi è sempre resa SS, gessen, gegessen, quindi sarebbe un participio di essen, che viene riportato con doppia S in Lorenzi, e poi abbiamo invece la scharfes S, quindi gessen, vedete questa S che è simile a una scharfes S. In realtà dopo vedremo una grafia che vi farò vedere che la S è riportata sempre così, però qui c'è probabilmente la doppia S in qualche modo intesa. Poi abbiamo delle differenze, quindi vedete un'attenzione particolare alla resa del mocheno. Poi ci sono delle differenze ortografiche relative anche alla punteggiatura e alla trascrizione. Ad esempio nel manoscritto del Lorenzi abbiamo und hat, not gehot, zaleben, mentre vedete qui hot, vedete che qui è chiarissimo che è una O, non è una A, quindi qui c'è un'anomalia tra i 2 manoscritti nella resa della vocale tonica dell'ausiliare. Oppure ecco qua un altro
Scusate, esatto, una differenza nella resa ancora dell'ausiliare. Qui und are hot senza H, è l'unico, se non ricordo male, vedete hot gamiast. Vedete che qui manca l'H nel manoscritto di Lorenzi. Naturalmente queste potrebbero essere anche sviste del Lorenzi, però mi sembra strano perché qua, oddio, non so io da cosa lui abbia copiato, fatto la sua trascrizione, però vedete che insomma queste differenze sono abbastanza grossolane. E un'altra cosa, qui abbiamo una differenza cioè una differenza stranissima, ein Haus run, infatti ho sempre detto ma cosa vuol dire sta roba? Fun, ma com'è possibile? Run, mein Vater, vedete che sarebbe nella casa van, quindi la V di fatto è la resa del genitivo, quindi è regolarissimo il manoscritto, quello che ha trovato Francesco Zuini. Il problema è la trascrizione De Lorenzi, quindi leggendo questo manoscritto dice è pasticciato, che cos'è questa roba qui? Naturalmente è anche difficile su un testo antico ottocentesco di una varietà che non si conosce dire boh, è pasticciato o era veramente così? Boh, probabilmente era pasticciato. Un'altra cosa che si vede è una differenza molto forte, un'attenzione all'ortografia, quindi all'uso delle virgole, della punteggiatura. Ad esempio nel manoscritto De Lorenzi qua compare una virgola, und ora fiat mer virgola do, che invece non c'è qui e non ha senso la virgola qui, perché qua sta dicendo e allora mi portano lì, quindi questo do fa parte della frase, non ha senso mettere una virgola. Quindi vedete una differenza nella virgola e qua c'è una punteggiatura veramente psico nel manoscritto di Lorenzi, 2 punti, allura in maiuscolo, virgola e comincio con una maiuscola. Invece nel manoscritto trovato da Francesco abbiamo 2 punti, allura minuscolo, punto, capo, unt, maiuscola. Quindi qui vedete delle grandissime, cioè un'attenzione nel manoscritto francese, un'attenzione che siamo su 2 livelli diversi. Quindi anche se il testo di fatto è quasi identico, ci troviamo insomma su una versione molto molto attenta. Scusate, io avevo anche preparato un'altra slide che sapevo che dovevo dire ma non la vedo. Scusate. Vabbè, mi è scomparsa una slide, ve la dico a voce. Un'altra cosa che si trova di sistematico è nel manoscritto di Lorenzi, i clitici nella posizione di Wackernagel sono scritti separati dal verbo o dal complementatore. Nel manoscritto originale, o comunque diciamo quello che ha trovato Francesco, vedete hot nen, sono tendenzialmente scritti sempre attaccati, come è giusto, perché vengono pronunciati tutti attaccati. Scusate, avevo preparato la slide, ma non c'è. Quindi... Ok, quindi vedete che il manoscritto francese trovato da Francesco Zuin è estremamente curato, quindi appunto l'idea è che ci sia stata una doppia fase, anzi più di una probabilmente, che appunto ha portato alla preparazione, poi ad avere un testo curatissimo che è quello inviato. Naturalmente questo non vuol dire che il manoscritto francese non sia privo di alcune forse apparenti incongruenze, ad esempio viene reso Kemmen, che da un occhio attuale uno potrebbe dire sì, ma perché l'ausiliare venuto viene realizzato con 3 pronunce diverse? Probabilmente perché lì c'è una vocale in realtà indefinita che cambia la sua natura a seconda di quello che c'è intorno. E invece un altro problema è la resa delle maiuscole secondo il modello tedesco, questa invece appunto lì ci sono dei problemi, quindi aggettivi scritti maiuscoli come dei sostantivi, questo effettivamente non è corretto pensando alle regole del tedesco. Naturalmente questo a noi non crea problemi per quello che dobbiamo fare. Chi ha scritto il manoscritto? No, sicuramente chi l'ha trascritto, chi l'ha scritto non è chi lo ha tradotto. Probabilmente, pensando anche al manoscritto dove si comincia dicendo ecco la traduzione della parabola del figlio del prodigo dei dialetti della Valle del Fersina che sono sotto la parrocchia di Pergine,
L'idea, o comunque l'ipotesi che faccio, ma che penso è coerente anche con quello che sappiamo delle prassi della trascrizione di questi testi, è che sia stato scritto durante la presenza di questo Francesco Tecini, il parroco di Pergine, che era una figura fondamentale perché era attivissimo, è stato un parroco fondamentale, attivissimo nella comunità, ha scritto un opuscolo che ha, esatto, che ha appunto illuminismo, raffica, manetta, no? Quindi la questione dei vaccini, lui aveva pagato a spese sue questa cosa qui, questa pubblicazione, e anche ha scritto un volume su appunto le popolazioni alpine tedesche del Tirolo, parla anche dei Moccani, eccetera, quindi un personaggio che è stato tantissimo a Pergine dal 97 al 53, quindi è molto verosimile che sia stato lui. E ho anche provato a farmi dare una sua scrittura, l'unica cosa che abbiamo trovato è questa, scritta da lui, però si tratta di commenti, quindi non commento niente su questo perché è l'unico scritto di suo pugno abbastanza lungo che abbiamo trovato in archivio a Pergine ed è una correzione di bozze, quindi qua bisognerebbe provare a vedere se la mano è la stessa. Sicuramente è la stessa l'inclinazione, no, dei due manoscritti. Naturalmente questi sono degli appunti a un suo testo, quindi delle correzioni a un suo manoscritto. Mi dice la bibliotecaria dell'archivio che tra l'altro l'inchiostro è molto annacquato, quindi è anche la mano leggera, mentre quel manoscritto, adesso vedremo, mi sembra dell'inchiostro di ottima qualità, quindi non è facile capire se può essere stato proprio lui, Tecini, a farlo, però sicuramente Tecini deve essere stato coinvolto nell'operazione. Ecco, quindi andiamo adesso a capire, quindi chi l'ha scritto? Probabilmente qualcuno collegato con la parrocchia di Pergine, forse lo stesso Tecini, un suo collaboratore, ma sicuramente da Tecini sono passati. Quale varietà è stata usata? Anche qui dobbiamo fare una considerazione a monte, qual era la prassi e qual era la percezione di queste varietà. Quindi nell'inizio del testo si parla di tutte le varietà moche, Palù, Fierozzo, Vignola, Roveda, eccetera, no? Qua proprio tutte le varietà. L'idea, anche confrontandomi con Gildo e Francesco, è che non ci fosse probabilmente una percezione delle differenze che noi conosciamo oggi, quindi che si sia presa una varietà pensando che fosse rappresentativa di tutte, probabilmente lo era. E in questo, diciamo, troviamo conferma in quello che scrive il Tecini. Tecini tra l'altro è importante perché è la prima attestazione che abbiamo scritta della parola Mochen. In realtà noi abbiamo scoperto che è un'etimologia orale, quindi c'erano tante attestazioni, ci sono nei microtoponimi, nei cognomi, eccetera, però appunto questa è la prima attestazione che dice il Tecini, e lui dice appunto la lingua dei Monti Perginensi si chiama Mochen, quindi in qualche modo lui non è che diceva si chiama Paludano, Fierozzano, eccetera, quindi probabilmente possiamo pensare che sia stata usata una sola varietà, anche se naturalmente non ne abbiamo la certezza. E adesso i problemi di cui vi parlerò forse indicano che potrebbero essere state usate più varietà, ma io propendo per la varietà che è scomparsa, per Vignola. Allora andiamo appunto, la risposta adesso naturalmente andiamo a vedere cosa c'è in questo manoscritto, quindi andiamo a vedere le caratteristiche linguistiche di questo testo per capire chi l'ha scritto, in quale varietà, eccetera. Allora, questo testo ha richiamato l'attenzione, è stato discusso anche da Zamboni come esempio classico di come l'elemento romanzo sia entrato in maniera così totale quasi, no, in una varietà germanica, perché effettivamente questo è un testo dove ci sono almeno 3 strane parole, parole che non ci sarebbero nelle varietà attuali, tipo proprio l'inizio Oanche Sertan Mon, Hot Zwazu Gahopte Zwazua, qualcosa del genere, aveva 2 figli, e questo Sertan Mon è stranissimo pensando alle varietà attuali. Naturalmente questo vuol dire un certo uomo, no? Anche Vissa Man, non sarebbe tedesco, e noi abbiamo delle 3 traduzioni nelle varietà attuali commissionate dal Piatti, pubblicate nel suo libro Palù Palai del 1994, e questo Sertan non c'è in nessuna varietà, quindi è proprio stranissimo.
Però diciamo che al di là di queste tre parole, certain, ora, che forse è d'ora, boh, non si capisce bene neanche che cos'è, e poi c'è questo responderte che è anche strano naturalmente da rispondere, anche questo servirt è un po' strano. Comunque tutte le altre parole romanze che sono entrate in realtà non sono così orribili come o comunque non sono così negative. Questo allura lo dicono i più anziani, lo hanno sempre detto, è entrato ed è entrato da tanto, quindi in realtà le parole strane romanze più che altro sono queste, quindi questo rimane, adesso ve la metto qui, poi lo riprenderemo. Questo indica che la varietà in cui è stata trascritta tradotta, scusate, questa parabola in qualche modo era una varietà estremamente aperta all'influsso romanzo, quindi il resto in qualche modo ce lo aspettiamo e c'è ancora, quindi queste sono parole resuscitate, in qualche modo integrato anche con le regole mochene, quindi non è così negativo. Quindi abbiamo prima caratteristica parole romanze strane, ma non tantissime, altre invece spiegabili. Seconda caratteristica, presenza di forme arcaiche. Forme arcaiche nel testo, quali ad esempio in mocheno noi abbiamo sappiamo che c'è un passaggio della fricativa sonora in V in bilabiale sonora B, e questo è un passaggio che non è ancora completato in mocheno, quindi ci sono parlanti che dicono vavai, altri che dicono babai, e non è chiaro, ci sono alcune parole, alcuni parlanti, comunque questo è un cambiamento che di fatto è quasi completo, quindi direi che a naso sono più le forme con la B in qualche modo, comunque insomma questa variazione è presente, e quello che troviamo nel testo è di fatto una presenza delle forme più antiche, quindi olve, che ormai è olbe in mocheno, o vea per bea, chi, Wellen, Gabelt per volere, Voss, Boss, che ormai Boss penso è in tutte le varietà di mocheno. Quindi vediamo in qualche modo un'immagine di questo cambiamento ancora in qualche modo che cominciava, ma che non era in qualche modo concluso. Abbiamo già Gaben, sappiamo che è gewesen in tedesco, quindi probabilmente abbiamo delle forme che avevano già fatto il cambiamento. Poi abbiamo mit, che è stranissimo dentro nel testo, perché abbiamo pet, no? in mocheno attuale, pet e anche bet, quindi vabbè, questo è una piccola cosa lessicale. Una cosa importante che invece abbiamo in questo testo è la conservazione questo appunto vedo Gido che dice sì, perché questa è una macro caratteristica che sappiamo nei dialetti tedeschi si perde, in questi dialetti in mocheno ormai diciamo, lo sviluppo è quasi completo, abbiamo la caduta, la perdita di questo, del prefisso che serve un circonfisso ge per fare il participio passato. Questa cosa non c'è più in mocheno, quindi ormai in mocheno per dire visto si dice zesche, quindi abbiamo g che poi diventa t e poi diventa z e poi non rimarrà niente. Quindi in questo testo la trascrizione è gsechen, quindi questa g è conservata. Quindi questi sono dei tratti secondo me antichi o comunque conservativi. Poi abbiamo delle forme stranissime, appunto vi dicevo, per uno che conosce il mocheno legge questo testo e dice ma cos'è sta roba, boh, da dove salta fuori? Drum per dire perché, non c'è neanche nelle versioni che sono state fatte tradurre dal Piatti, non c'è nachea per dopo, questo grunt per dire Welt, che sarebbe il campo, era nella sua proprietà, quando dice il figlio era nei campi e l'hanno chiamato. Quindi queste parole anomale o comunque strane. Poi abbiamo, sempre dal punto di vista lessicale, una ricchezza bellissima che per qualcuno che conosca il mocheno attuale dice wow, ad esempio abbiamo nello stesso testo il verbo können e il verbo zogen. Zogen sappiamo che è tipico di Palù, können invece ha delle altre varietà, quindi anche qui vediamo una ricchezza lessicale non da poco. Abbiamo der e ar, dove sappiamo che oggi ar invece la forma vessillo, una parola vessillo di Palù,
Palù, tutte le forme con ar sono di Palù, quindi le vediamo tutte insieme nello stesso testo. Poi abbiamo invece l'uso di un verbo che è Fürsten, che invece è solo di Ferozzo Roveda, ma non di Palù. Poi abbiamo Bald, che corrisponderebbe a Zobald, che c'è a Roveda, ma non negli altri paesi. Poi abbiamo questo Günner per dire amici, che è una parola stranissima, non c'è nelle varietà attuali, però c'è nella traduzione di Roveda, quindi è stata riconosciuta in qualche modo dai parlanti di Roveda. Poi abbiamo queste tracce di accusativo con i nomi. L'accusativo è rimasto soltanto a Roveda in Moche, quindi Zafiden in Bauch per riempirsi la pancia, den Sindet in Himmel, io lo interpreto come un accusativo, sarebbe fare atti impuri, insomma, gesundet tipo, esatto, den Himmel, e anche questo Kannam Bauer, andare dal contadino, questa M c'è variazione tra M e N nel manoscritto, quindi non sappiamo se sia dativo, non credo, secondo me è accusativo, trascritto male. Boh. Poi abbiamo questa cosa strana, kein zu seiner Knecht, quindi sembra un cedimento del dativo. E poi abbiamo in die Grund per dire nel campo, però attenzione che a Roveda il dativo non è, c'è soltanto col femminile, quindi anche se appunto l'unica varietà che ha ancora il dativo non ce lo avrebbe nel maschile, quindi non è una cosa così strana. Poi abbiamo una cosa interessante, che in questo testo si usa il plurale voi, e per parlare col padre, no, nei dialoghi padre e figlio si usa la seconda persona plurale, ed è questo tipico del Trentino, dei dialetti romanzi, quindi ho visto altre traduzioni del testo che usano du. Poi non vi parlo di questo fronting del participio passato, ve lo dico se interessa, e non vi parlo neanche di un'altra anomalia che non è così anomala. Questo uso della dislocazione a sinistra in un solo esempio. Nella parabola cosa troviamo ancora? Troviamo la sintassi mista o VVO, che mi fa piacere vedere, quindi da un punto di vista sintattico il testo non è, diciamo, una versione italianizzata, no, neanche un po', c'è la sintassi OVVO, e abbiamo fatto un piccolo studio pilota basandoci su dei dati quantitativi che abbiamo raccolto per le 3 varietà, e la frequenza di ordine OV che abbiamo in questo testo è simile a quella che noi abbiamo trovato nel mochino di Palù. Quindi non è che questo sia un testo tedeschizzato, no, è misto OVVO, esattamente come la varietà di Palù, che è la varietà che sappiamo essere più conservativa per quanto riguarda l'ordine OVVO. Non dirò che è scritto nella varietà di Palù, soltanto che è conservativo questo testo, come lo è la varietà di Palù, o comunque dove c'è più OV e VO nelle varietà attuali. Quindi quello che ho fatto vedere in vari lavori è che nel mochino attuale l'ordine OV è possibile tendenzialmente solo con i costituenti focalizzati, mentre VO è possibile sia con i foci, con i costituenti focalizzati, che topicalizzati. Nella parabola, subito nella prima frase, abbiamo un focus di nuova informazione, quindi un certain Mann hat gehabt zwei Söhne, quindi un certo uomo ha avuto 2 figli, 2 figli è sicuramente nuova informazione, è in focus e sta in ordine OV. Poi abbiamo però anche gli ordini OV col focus. Allura Hotter on Knecht gerieft, quindi ha chiamato un servo, questo servo è nuovo, e ne abbiamo anche altri. Abbiamo però una cosa particolare, cioè abbiamo un ordine OV che in realtà è un'inversione del soggetto, ma io ho fatto vedere che in Mocheno l'inversione del soggetto funziona come gli ordini OV. Abbiamo un soggetto che è topic, è dato, quindi in inversione, noch hot en critico Wackernagel der Vater gesehen, lo ha visto il papà, lo ha il padre visto, e questo Vater ce l'abbiamo la riga prima, quindi è per forza dato, e quindi questo sarebbe un ordine OV anomalo in qualche modo rispetto a quelli che abbiamo nel mochino attuale. Quindi facciamo un riassunto: abbiamo tratti conservativi, quindi percentuale di OV, VO misti, quindi questi ordini misti anche col topic, cosa che è particolare. Abbiamo questo lessico romanzo strano, abbiamo questa ricchezza, presenza di forme da diverse varietà,
E cosa ne facciamo di questa roba qui? Boh, l'unica soluzione che abbiamo è andare a guardare Schmeller, andiamo a vedere l'unica testimonianza che abbiamo di qualcuno che abbia raccolto un frammenti delle lingue parlate nell'Ottocento. Con le cose che abbiamo visto senza guardare Schmeller non possiamo dare una risposta, perché non sappiamo veramente com'era la lingua. Quindi Schmeller è interessantissimo leggere l'articolo di Rowley, perché Schmeller passa appunto per la valle. Francesco, posso usare 5 minuti in più delle domande, perché sarò veloce però sforerò. Quindi è interessantissimo Schmeller, perché ci dà uno spaccato anche per interpretare il testo. Praticamente lui aveva conosciuto un personaggio, un antiquario, che in qualche modo lo inserisce nella valle, lo porta in Valle dei Mocheni e lo porta da Tecini. Gli dice: voglio andare dai Mocheni prima di andare dai Cimbri. Quindi questo antiquario lo porta da Tecini, e Tecini cosa fa? Gli trova gli informatori, lo accompagna. Il primo informatore che trova è questo Beber, Bartol Beber, di 68 anni, quindi era nato intorno al 65, e gli fa questo Schmeller 2 interviste. La seconda dice c'era tanto vino e quindi è andata meglio, e quindi ci fa proprio uno spaccato. E dove lo trovano? Questo Tecini fa: aspetta che vado a cercarne uno che parli moccano. E poi dopo lo Schmeller va a Fierozzo il giorno dopo, e trova una tizia che si chiama Domenica, figlia del cristiano Offer, e la ferma per strada e le chiede un paio di informazioni. E poi vabbè, ha degli appunti su questa aliena Vagarite, cioè di Roveda, che in qualche modo lui trova per strada a Pergine. Quindi sono appunto, vedete, degli informatori un po' improvvisati, però insomma abbiamo delle informazioni, delle trascrizioni di quello che Schmeller chiede. Da questi appunti cosa possiamo vedere? Vediamo che nelle varietà di Vignola e Fierozzo, quindi Fierozzo è questa Domenica Hofer, e questo Vignola è questo Bartolt Beber, abbiamo questo uso del verbo können, abbiamo oscillazione negli appunti di Schmeller tra v e b, winter, vibe, però ber, eccetera. Quindi barm e varm lui trascrive, sia barm che varm mentre parlano gli informatori. Poi troviamo anche nei suoi appunti questo drum e dorum, quindi questa forma, diciamo, che io avevo classificato come anomale e antica. Poi anche abbiamo appunto negli stessi informatori er o ar trascritto, no? Lui, Schmeller, trascrive sia con ar che con er. Poi a Ferozzo abbiamo questo des Storm, quindi una sorta di è il passaggio prima della caduta di g, passa a d e poi cade. E poi abbiamo getrunken, quindi abbiamo la conservazione di questi circonfissi nel participio. Quindi quello che vediamo è di fatto una conferma di questi tratti strani, conservativi, allora li chiamiamo conservativi in tranquillità, che abbiamo nella parabola. Un'altra cosa interessante che ci dice Schmeller è che a Vignola ci sono nelle sue trascrizioni c'è tanto elemento romanzo, quindi lui scrive, appunto scrive le frasi che dice gli informatori, e dice mai pensar ish, quindi io penso, che è il mio modo di vedere, che i comandamenti contrada. Quindi, e poi un'altra cosa che nota Schmeller è che l'informatore ripete spesso le frasi in dialetto trentino, quindi dopo vedremo, anzi subito, un esempio. Quindi questo informatore di Vignola è in qualche modo estremamente romanizzato, in qualche modo. E negli appunti di Schmeller compare questa parola buam, che io ho trovato, sicuramente a Roveda l'ho trovata, e compare pensarn, che Rowley dice essere tipico di Roveda nel suo articolo 2010. E un'altra cosa che troviamo è questo Bosso Tuashta, perché Schmeller non era una persona a caso, mi controlla l'ordine OV col focus, quindi ha fatto tradurre la domanda cosa fai, e dice che fast chi, quindi probabilmente è stata tradotta dall'informatore, no? Bosso Tuashta, cosa fai qui, e c'è anche la versione negli appunti in dialetto, e vedete che non c'è un pronome, e questo è tipico di Ferozzo Roveda, ma non di Palù, che sarebbe basto tu a so,
quindi ci sarebbe una O, e questo è un tratto fortissimo di Palù. E la risposta è ich mache machen a paar stivai, vio, oppure ich mache mir a paar Schuhe machen. Quindi la risposta col focus è sia OV che VO, come vogliamo in qualche modo vedere. E troviamo altri negli appunti di Schmeller ancora ordine OV. Non abbiamo il contesto perché gli appunti sono pochi purtroppo, però in qualche modo abbiamo evidenza che c'erano questi ordini OV già possibili. Quindi direi che possiamo arrivare alle conclusioni. Quindi spero di avervi convinti che il testo della parabola è in qualche modo un testo di cui ci possiamo fidare. Quindi anch'io avevo delle forti perplessità su questo testo. Secondo me abbiamo gli elementi per dire che questo non è un testo in qualche modo che manifesta un decadimento linguistico, è un testo che rappresenta una varietà di Mocheno della sua epoca ed è stato scritto, tradotto da qualcuno che sapeva quello che faceva, quindi non era un parlante, un semiparlante improvvisato, era un parlante forte che ha fatto quello che andava fatto, quindi nella sua competenza. E questo ce lo dicono di fatto la conferma che abbiamo avuto dal confronto di due testi della presenza di tratti arcaici che noi troviamo anche in Schmeller. E quei tratti di incoerenza testuale di cui non vi ho parlato, ma che magari se interessano posso anche nominare, quindi in realtà sono probabilmente rappresentano una strategia che chi ha scritto, chi ha tradotto in qualche modo ha messo in atto per creare una coerenza testuale. Quindi il testo secondo me è attendibile. Seconda domanda, perché abbiamo questi inserti romanzi strani? Ce li abbiamo probabilmente perché il testo è scritto in una varietà mochena estremamente liberale rispetto ai prestiti, quindi secondo me il fatto, cioè comunque era una varietà conservativa, avete visto, ma che era in fortissimo contatto con Pergine fondamentalmente, con l'elemento romanzo. Quindi il fatto che ci siano degli inserti romanzi anomali non va nascosto, ma va detto, e probabilmente è perché era una varietà molto liberale. Quale varietà? Secondo me era una varietà simile a quella di Roveda, o comunque che condivide soprattutto tratti con la varietà di Roveda oggi. Quali? La morfologia di caso sui nomi, per esempio, che sono rimasti soltanto a Roveda. Oppure questo lessico che effettivamente a Köln si trova anche a Ferozzo, però sicuramente è tipico, si trova anche a Roveda. E poi dobbiamo sapere, cioè, non so se lo sapete, ma la varietà di Fierozzo nasce da Roveda, quindi è stato colonizzato Fierozzo da Roveda, quindi di fatto il fatto che Fierozzo e Roveda vadano insieme in qualche modo ce lo aspettiamo, però poi Roveda è rimasto più conservativo anche sugli ordini OV-VO misti. E poi un'altra cosa di cui non vi ho parlato perché è un altro tema che devo guardare meglio, la distribuzione del soggetto nullo. Secondo me ci sono degli indizi per dire che è simile a quello che abbiamo a Roveda, che è diverso da quello che abbiamo a Palù. Quindi l'idea è che questo testo sia fortemente compatibile con la varietà parlata a Roveda oggi, anche se non è probabilmente scritto nella varietà di Roveda, perché ci sono delle cose anomale, cioè queste inserzioni romanze che a Roveda non ci sono. Quindi l'ipotesi è che possa essere stato scritto nella varietà di Vignola. Perché? Perché Vignola non si è visto dalla cartina, ma è sotto Roveda. Da un punto di vista geografico è praticamente Roveda è sopra e Vignola è sotto, quindi è estremamente vicina alla varietà. Noi sappiamo che quell'area è la prima area che è stata colonizzata, quel pezzo lì di montagna, e poi i Moccoli si sono allargati verso Fierozzo. Quindi è effettivamente una varietà vicina a quella di Roveda. I tratti conservativi, quindi, che noi troviamo sono probabilmente riconducibili a semplice variazione diatopica, era leggermente diversa dalla varietà di Roveda e diacronica. E probabilmente gli inserti romanzi sono presenti perché da un punto di vista geografico la varietà di Vignola è anche estremamente vicina a Pergine. Noi sappiamo negli appunti di Schmeller che il Tecini chiama Beber, lo chiama appena arriva Schmeller e poi lo richiama la sera, quindi sappiamo che questo Barthold Beber si è potuto spostare la sera da Vignola a Pergine nell'800, quindi era una cosa che si poteva fare, non si poteva
pensare di spostarsi la notte da Palù a Pergine, perché la distanza con i mezzi che c'erano non poteva essere coperta. E l'idea è che questo Bartol Weber forse può aver avuto un ruolo, perché sappiamo che quali sono anche oggi le prassi, cioè ci sono degli informatori in qualche modo prototipici che entrano anche appunto come collaboratori in queste diciamo appunto in questi lavori di traduzione o sulle varietà alloglotte, e quindi potrebbe essere che qualcuno di questi informatori, questo stesso Bartol Weber, possa aver tradotto lui stesso la parabola. Quindi l'idea comunque è che questa parabola possa essere trascritta nella varietà che noi non abbiamo più di Vignola. Grazie. Grazie per l'invito a partecipare a questo incontro e anche per l'occasione, diciamo, di trattare un tema, insomma, no? Come quello della promozione, valorizzazione, studio delle lingue minoritarie, che ha sempre bisogno di cura, sempre bisogno di attenzione, no? Bene, cercherò in questa comunicazione di darvi qualche informazione, qualche appunto sulla disponibilità di materiali bibliografici, ma anche, diciamo, cioè, materiali direttamente scaricabili dalla rete per quanto riguarda la linguistica friulana. Bene, una prima osservazione merita intanto diciamo, l'interesse per una raccolta di bibliografia di studi friulani, no? Un interesse che si segnala già dal secondo Ottocento. In modo particolare, vedete qui vi ho, diciamo, segnalato alcuni titoli. Abbiamo un bel contributo di Giuseppe Valontinelli intitolato Bibliografia del Friuli, pubblicato dalla tipografia Commercio di Venezia nel 1861, nel quale si organizzano elementi individuati seguendo criterio tematico di provenienza geografica relativamente alla regione friulana. All'interno di ogni sezione, in modo particolare, Valentinelli organizza questi titoli in ordine cronologico, no? E anche fa un piccolo commentino, quindi riporta quali sono i temi, quali sono gli argomenti trattati per ogni scritto. Segue a questo lavoro quello di Giuseppe Occioni Bonafons, erudito anche lui della seconda metà dell'Ottocento, con la sua bibliografia storica friulana, dove c'entra particolarmente appunto temi che riguardano la regione dal punto di vista appunto storico, pubblicata qui a Udine in tre volumi distinti. Questa bibliografia va fino al 1895, va bene, fino al 1895. Per dare continuità a questo lavoro, che appunto investiga l'aspetto più storico-culturale, ambientale, geografico della regione friulana, l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine incarica Manlio Michelutti, socio dell'Accademia, nonché già presidente della Società Filologica Friulana, di dare continuità a questo lavoro sulla bibliografia storica friulana, che vedrà alcune pubblicazioni successive, appunto curate da Manlio Michelutti, che porterà la raccolta ad aggiornare i titoli fino al 1991. Va bene? Quindi abbiamo già queste grosse raccolte, no? Cioè queste grosse raccolte di titoli per organizzare, diciamo, una bibliografia friulana generale. Vi segnalo, tra l'altro, non so se conoscete, se avete mai sentito parlare di questo progetto del Nuovo Lirutti, il Nuovo Lirutti, che è il dizionario biografico dei friulani, che si trova ormai caricato in rete, curato da Cesare Scalone e altri. Lo troviamo pubblicato dalla Forum in 9 grossi volumi, quindi insomma un'opera molto consistente. Bene, tutto questo lavoro lo trovate già in rete con il titolo di Dizionario biografico dei friulani,
E lì praticamente già abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità di estrarre dalle fonti che appunto costituiscono i materiali sulla quali sono organizzati vari profili biografici di studiosi che, diciamo, che si occupano un po' di tutte le discipline, ecco, diciamo, proprio estrarre da tutti questi dati una bibliografia friulana generale, che appunto comprende un pochino tutti gli argomenti, un pochino tutte le materie, proprio perché i personaggi segnalati si occupano un po' di tutto. Ecco. Bene, quindi come dico c'è questa attenzione generale, no? Attenzione generale verso la raccolta, verso l'organizzazione di una bibliografia complessiva generale per la regione friulana. Altri lavori sono stati condotti soprattutto nel secondo Novecento, partendo dalle pubblicazioni e dalle riviste in modo particolare di alcune delle istituzioni culturali centrali, insomma, per il Friuli. In modo particolare c'è un indice generale delle memorie storiche foro-giuliesi, che è l'organo della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, a cura di Giovanni Comelli, Giuseppe Fornasir e Anna Maria Masutti, a partire dal 1905. Quindi c'è uno spoglio, c'è un catalogo, c'è un'indicizzazione completa di questa rivista che diciamo, si interessa soprattutto di aspetti di storia generale, ma ci sono anche numerosissimi contributi per quanto riguarda il territorio, la storia dell'arte, ma anche insomma la linguistica, ma anche insomma l'onomastica, ecco, quindi come dire sono riviste che si occupano di molti argomenti anche oltre insomma quelli storici. Poi vi devo segnalare quelli che sono gli indici delle pubblicazioni della Società Filologica Friulana. Il primo di questi, curato da Lucio Peressi, è Mezzo secolo di cultura friulana, che esce nel 1976, che raccoglie i titoli dal 19 al 72. Si tratta di 7.142 titoli, al quale volume importante di Lucio Peressi seguono altri sei supplimenti, l'ultimo è del 2005. Peraltro bisogna dire che non si tratta soltanto dell'elenco dei titoli ordinati, diciamo, per uscita, ma anche per autore, anche con indice per località, quindi potete andare a cercare cioè le singole località che sono state interessate da vari studi, da varie ricerche, come anche un indice di argomenti. Quindi potete trovare, per esempio, il Timavese di cui avete parlato, e Timavese, vedete quali sono le pubblicazioni che sono comprese in questo catalogo e nei successivi supplementi. Ecco, peraltro vi dico nell'ultimo supplemento, che è quello del 2005, considerate che sono censiti più di 400 autori, no? Più di 400 autori, il che vuol dire che per un'area geografica come quella regionale nostra, 400 autori vuol dire che hanno scritto più o meno tutti, insomma, cioè più o meno tutti per le pubblicazioni della filologica, con naturalmente con esiti diversi, nel senso non è che tutte sono pubblicazioni, no, memorabili, però ci sono insomma contributi da una pluralità di voci, ecco, diciamo così. Ancora, sempre per le istituzioni culturali, storiche della regione, abbiamo poi l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine, con gli indici degli atti curati in due puntate da Giuseppe Fornasir, che raccolgono, che diciamo con lo spoglio delle pubblicazioni dal 1867 al 1992, in realtà tutta la serie degli atti precedenti, perché l'Accademia di Scienze Letterate è stata fondata nel 1606, quindi insomma si tratta di un'istituzione plurisecolare, no? E comunque, come dire, quelle che sono state recuperate, catalogate e indicizzate partono appunto dal 1867, quindi dopo
dopo l'entrata del Veneto e del Friuli in Italia. Altri lavori di bibliografia friulana generale, ce l'abbiamo per esempio in questo volume del 1995 curato da Liliana Bernardis e da Virginio Rodaro, le attività editoriali in Friuli dal 1945 al 1944. Poi abbiamo questo lavoro di Licio De Clara, Contribuzione per le bibliografie, con la rassegna delle pubblicazioni in friulano in modo particolare, quindi non soltanto di interesse linguistico, ma anche di letteratura, piuttosto che di poesia, piuttosto che di critica, piuttosto che di altro, insomma raccolto in questo volume, pubblicato da Licio De Clara, peraltro con il nostro CIRF, con il Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Lingua e la Cultura del Friuli dell'Università. Poi abbiamo altri repertori, diciamo, specifici sempre in questo caso tematici. Per esempio abbiamo questo di Lucio Peressi. Come vedete i nomi, diciamo, un pochino si ripetono, nel senso che chi ha interesse nella raccolta e dello studio di questi materiali si applica anche su più istituzioni, su più fondi, quindi abbiamo anche Lucio Peressi, nuovamente, la nuova produzione per scuole furlane, guide bibliografiche dei materiali didactici. Quindi questo qui è un lavoro che in particolare segnala e organizza la produzione di materiali friulane per la scuola, che diciamo che sono, come dire, che soprattutto insomma dagli anni 70 comincia a essere un tema piuttosto frequentato, no? Con l'inizio dei compiti in friulano per le scuole, la produzione di insomma, materiali insomma, cioè, sussidiari e altro. Ancora sempre per le riviste, sempre per le riviste friulane, abbiamo questa rivista storica che è la Panarie, della quale vedrete poi anche qualcosina più tardi, in particolare i 50 numeri della nuova serie. La Panarie riprende le sue pubblicazioni nel secondo dopoguerra. Quindi qua ci sono gli indici di questi 50 numeri nuovi, poi l'indice del Forum Iuli, che è la rivista del Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Annalisa Vassallo è stata la bibliotecaria del museo. Gli indici della pubblicazione della Bassa, che è un'altra associazione culturale molto attiva che si occupa della folclorità nella Tisanese e nel portoghese, quindi a cura di Armando, si sistema, insomma, organizza i titoli usciti dall'associazione, che sono in parte sono volumi monografici sulle località, in parte sono anche articoli estratti dalla loro rivista. Poi abbiamo ulteriori segnalazioni ancora per quanto riguarda pubblicazioni di linguistica friulana. Abbiamo fonti che sono segnalate nel volume bellissimo di Francescato Fulvio Salimbeni, Storia, Lingua e Società in Friuli, che è uscito una prima volta nel 1976, poi è stato ristampato subito l'anno dopo e poi è stato ripreso anche successivamente. Ecco, quindi qui vedete ci sono 20 pagine di una robusta bibliografia linguistica friulana. Qualche cosa poi segnalo io, chiaramente si tratta di titoli che, come dire, che sono per lo più comuni, insomma, comunque segnalo nelle mie lezioni di linguistica friulana in appendice, quindi anche qui una rassegna di titoli, e poi tematici su particolari aspetti. Abbiamo questo compendio di bibliografia per la toponomastica friulana di Armando Dentessano, pubblicata con la Filologica nel 2006, con la rassegna commentata di uno di quei settori che si è dimostrato più produttivo per la disciplina, quindi quella dell'onomastica locale. Invece per l'onomastica personale abbiamo anche questo bel volume sui cognomi del Friuli di Enos Costantini e Giovanni Fantini,
di grande dimensione, molto, molto importante, con la rassegna di tutti i cognomi regionali, ma anche con un apparato bibliografico molto consistente. Prima di questi, no, oppure che si occupano ancora, diciamo, specificamente dell'esame e della raccolta di lavori in bibliografia friulana, vi posso segnalare due tesi di laurea inedite. La prima di queste è quella di Giuliana Volpini, contributo alla bibliografia ragionata del dialetto friulano, discussa a Padova nel 1958, vedete 486 pagine, insomma queste qui sono le vecchie tesi, no, le vecchie solide tesi, uno dice queste qui sono opere monografiche che andrebbero prese e pubblicate così come sono, no? Ecco. Quindi questa è una bellissima tesi discussa a Padova con la guida di Carlo Tagliavini, no? Quindi Carlo Tagliavini che peraltro bisogna dire ha condotto numerosissime tesi che riguardano il friulano, soprattutto le varietà friulane, il lessico friulano, e vi segnalo che conserviamo presso il Centro Internazionale sul Plurilinguismo, quindi qua nella nostra sede, conserviamo quello che è il fondo Tagliavini, il fondo di Carlo Tagliavini, dove è un fondo che, come dire, che ha moltissimi titoli, soprattutto per l'area balcanico-danubiana, no? Ma anche, diciamo, per le aree romanze, no? Per l'area friulano-ladina, ecco, sono anche molte di queste tesi di laurea che aveva condotto, no, Tagliavini a Padova, in coppia appunto ci sono anche qui a Udine. Quindi vedete questa qui di Giuliana Volpini in particolare sono quindi ben 4.364 titoli fino al 1957, quindi una raccolta veramente ampia, veramente attenta. Una seconda tesi che vi segnalo è quella di Benedetta Morandini, contributo ragionato per una bibliografia linguistica friulana, discussa con me nel 2011 una tesi di vecchio ordinamento qui a Udine, con lo spoglio di, diciamo, con la raccolta, con la segnalazione di 425 titoli da riviste friulane, no? Da riviste, quindi non monografie, non volumi collettanei, non atti di convegni, ma soltanto riviste di area friulana, riviste che lei ha, diciamo, che lei ha consultato, che soprattutto presso la Biblioteca Civica di Udine Vincenzo Ioppe, la sezione Friuli e la Biblioteca della Società Filologica Friulana. Ecco, tra queste riviste abbiamo per esempio Ad Undecimum, una rivista di San Giorgio di Nogaro, le analisi del Regio Istituto Tecnico Canon del 1867, un istituto tecnico glorioso che appunto aveva una rivista, no, in cui raccoglieva preziosi contributi, preziosi saggi. Poi abbiamo l'annuario statistico del Comune di Udine del 1862, gli atti dell'Accademia San Marco di Pordenone, gli atti dell'Accademia di Udine, il bollettino dell'Associazione Amici di Venzone dal 1972, che ha 71-72 era appena festeggiato i 50 anni dall'istituzione. Poi il Cefastum, no? Quindi della filologica, il Forum Iuli, la rivista di Scienze e Lettere di Gorizia, no? Quindi c'è una rivista che Forum Iuli è sia adesso la rivista del Museo Archeologico Nazionale Cividale, sia cessata una rivista goriziana dal 1910. Poi abbiamo pubblicazioni anche in friulano come Edionar Fulande Scientis, che è la pubblicazione della Società Scientifica Tecnologica Friulana, Novis Paginas Furlanes, il Tesau, che però ha più un taglio, diciamo, più di interesse letterario, in alto, che è la rivista della Società Alpina Friulana, Int Furlane, la Comune, la Panare, Memorie Storiche Forogiuliesi, di cui già vi dicevo, Metodi di ricerca, una bellissima rivista
purtroppo cessata, le pagine friulane, quaderni cividalesi, studi goriziani, fondazioni battistiche, eccetera. Ulteriori, diciamo, lavori, ulteriori collezioni, cataloghi che offrono, diciamo, lavori di linguistica friulana, vi segnalo la Rätoromanische Bibliographie, curata da Paul Wiedesoth, che nel suo, diciamo, interesse per le varietà alpine, quindi ladine, friulane e rätoromance, soprattutto nel terzo volume, no, in cui lui appunto continua questa rassegna, sono organizzati 5.000 titoli tra il 1729 e il 2010, in particolare con commenti. Nell'ultimo volume sono, diciamo, titoli commentati, che è una cosa essenziale, perché naturalmente, come sappiamo, il titolo non dice sempre la verità, no? Quindi bisognerebbe sempre prendersi i materiali e andare a vedere se effettivamente ci possono essere cose di interesse oppure no. Quindi ecco, questo di presentare una bibliografia ragionata, no, ma anche commentata, soprattutto, io trovo che sia una cosa fondamentale, che sia una cosa utilissima. Abbiamo poi, sempre nel 2011, la bibliografia ragionata di linguistica friulana di Sabine Heinemann e Luca Melchior, pubblicata dalla Filologica, con rubriche e sottorubriche tematiche, con particolare attenzione, bisogna dire, per alcuni argomenti, per alcune discipline, per alcuni settori che in anni più lontani erano stati un po' trascurati anche da queste raccolte, come per esempio sociolinguistica, plurilinguismo, contatto linguistico, e anche, diciamo, l'attenzione ai manuali didattici di lingua friulana, dizionari e vocabolari. Ecco, quindi vediamo che soprattutto negli ultimi, tra virgolette, negli ultimi anni, insomma nell'ultimo ventennio, negli ultimi 20-30 anni, l'attenzione si sposta dagli argomenti, diciamo così, tradizionali, quindi con le varietà, quindi con il lessico, no? Quindi con la storia della lingua, a argomenti che riguardano anche, diciamo, la sociolinguistica, ecco, in senso lato. E arriviamo finalmente allo schedario della Rivista Italiana di Dialettologia, la RID, per la sezione Friuli. Per la sezione Friuli, quindi voi conoscete bene la rivista, sapete che si organizza in due parti, no? Essenzialmente nella prima parte ci sono contributi, ci sono saggi diversi, e nella seconda parte ci sono questi schedari dove sono organizzate le segnalazioni e le recensioni per ognuna delle aree linguistiche e dialettali d'Italia. Quindi per la sezione Friuli, in modo particolare, fino alla RID 44, per la sezione Friuli, quindi nella RID 44, l'ultimo numero in cui è presente la sezione friulana, quindi sono segnalati, diciamo, recensiti 1278 titoli. I curatori è stato Giovanni Frau fino alla RID 17, fino al 1993, e dal 2018 invece me ne occupo io. Bene, quindi dalla RID 40. Qui c'è stato, diciamo, un buco, no? C'è stato un buco di 25 anni, dai 25 anni nel quale la sezione, diciamo, è rimasta dormiente. No? Ecco. Quindi, tra l'altro, vi devo dire che nel 2018, quando ho affrontato, diciamo, il compito di recuperare questi 25 anni di contributi di linguistica friulana, non è stato facile gestire un numero di pubblicazioni, insomma, che subito, diciamo, cioè che soprattutto appunto dagli anni 90 in poi sono state veramente molto numerose. Bene, qua avete il dettaglio dei numeri presenti nella rivista, quindi vedete qua il salto, no? Dalla RID 17 alla RID 40, no? Quindi abbiamo questo salto,
e quindi sono 938 schede fino al 17, poi dal 939 fino al 1287 sono quelle della RID nuova. I titoli sono organizzati sia per la sezione Friuli come per le altre sezioni in una serie di titoli, no? Una serie di argomenti che peraltro rispetto alla struttura che ne aveva dato Frau io ho arricchito, vedete, con gli 0 punto, no? Con gli 0 punto, quindi alcune sezioni, insomma, che mi sembravano particolarmente significative anche per la produzione di tante cose, insomma, quindi cioè, mi sembrava utile, insomma, cioè, specializzare un pochino anche questa sezione delle generalità. Quindi vedete generalità, testi antichi e storia della lingua, lessico, onomastica, sociolinguistica e politica linguistica, e poi abbiamo quelle che sono le diciamo sezioni normali, quindi di specifico interesse della RID, che come sapete è molto, diciamo così, territoriale, no? Quindi anche l'organizzazione dei titoli segue un po' la distribuzione, no? Areale che sia anche per la regione friulana, quindi vedete l'anfizona veneto-friulana, quindi a cavallo tra le due aree linguistiche, Friuli occidentale, Carnia, Valle del Ferro, Val Canale, Friuli centrale, Bassa Friulana, Cividalese, Goriziano, e poi la serie delle varie. Bene, sullo schedario della RID naturalmente potrei dirvi molte cose, no? Proprio quest'anno sono riuscito a completare un lavoro piuttosto gravoso, devo dire, di esame un po' su questi 1287 titoli, in particolare dividendoli per autore, che è l'operazione che individua, diciamo così, i friulanisti, no? Quindi quelli che si occupano di cose friulane in modo particolare, ma anche per recensore, no? Anche per recensore, perché non tutti i titoli compresi nei singoli blocchi, nei singoli schedari, sono a cura dei responsabili della sezione, nel senso che non è che tutti i titoli che segnalo quando sono curatore io sono poi recensiti oppure segnalati da me, no? Quindi, come dire, ci sono molti collaboratori che aiutano, no? Aiutano in questo lavoro. Poi anche per località, quindi andando a guardare all'interno delle aree, no, queste subaree, no, diciamo, cioè regionali, quali sono le località interessate, perché chiaramente potete ben immaginare che nella sezione Carnia, no, ci sono numerosissime località, quindi andiamo a guardare un pochino di quale località, diciamo, cioè, ci interessa sapere qualcosa. E infine anche un ulteriore lavoro, quello dell'estrazione delle voci di lessico commentate in questi titoli, perché potrebbe essere utile la segnalazione del lessico, dei tipi lessicali o dei tipi onomastici per lavori di lessicografia di ampia, diciamo, cioè di ampia prospettiva, quindi può arricchire, ecco, quello che è il sostegno, quello che è il supporto per lavori lessicografici, diciamo, generali. Bene, grazie, ecco, e qui andiamo, vedete, su questa scheda in cui riporto quella che è la numerosità, no, dei titoli delle segnalazioni comprese nello schedario della rete. Naturalmente ve lo faccio vedere solo perché la sezione friulana è la prima, no? È la prima come numero di schede, no? Come numero di schede. Scherzo, naturalmente, non è che ve lo faccio vedere per questo, però ecco, diciamo, ci sono moltissimi redattori, moltissimi responsabili. Le aree, naturalmente, le aree dialettali, le aree regionali non sono, come dire, coperte tutte in modo uniforme, tutt'altro, e anche, diciamo, ci sono delle partizioni regionali che possono essere significative, per cui, non so, è vero che il Friuli Venezia Giulia ha la parte friulana, no, con 1239 schede, e la parte della Venezia Giulia
che è molto minore, no? Naturalmente, però anche per esempio, vedete qui, tra Puglia e Salento, no? Quindi c'è una subarea come quella salentina che ha quasi lo stesso numero di titoli rispetto a quella regionale. Ecco, questi numeri qui li devo a Roland Bauer che è diciamo, responsabile per la sezione ladinia dolomitica e che anche, come dire, estrae tutta una serie di dati sia per la numerosità delle schede ma anche per il numero di pagine. Ecco, quindi lui continua nell'organizzazione di questa super, diciamo, di questo super schedario, ecco, di questo super schedario della RID. Chiaramente il problema qui in questa, come in molte altre opere di questo tipo, è quello della continuità del lavoro, no? Nel senso che bisogna trovare, cioè chiaro non è responsabilità nostra, è responsabilità del direttore della rivista che è Fabio Foresti, no? Che è responsabilità trovare collaboratori che portino avanti naturalmente questo tipo di ricognizioni ad ampio raggio, no? Ad ampio spettro. E quindi chiaramente sollecitando, invitando, no? Ecco. Perché effettivamente la rivista adesso ha quasi 50 anni, no? Quasi 50 anni come sapete, e tra l'altro ne parlavo proprio con lui, a me piacerebbe diciamo valorizzare, no? questo fondo di bibliografia della linguistica friulana, proprio perché a partire dagli anni 70 non c'è tutto, cioè non può esserci tutto in questa raccolta, però sicuramente c'è molto, con il vantaggio, come dicevo prima, di avere anche i commenti, quindi sono titoli commentati, quindi ci dicono molto di più del titolo, ma ci dicono anche qualche cosa del contenuto. Ecco, quindi questo sarebbe molto importante. Ecco, qui non posso non, diciamo, scorrendo quello che è l'elenco, insomma, c'è la lista di questi collaboratori, non posso, vi chiedo scusa, ma devo ricordare l'amico Giovanni Ronco, che era responsabile della sezione regionale per il Piemonte e per la Val d'Aosta, che è mancato martedì scorso. Giovanni, sapete, vice direttore dell'Atlante Linguistico Italiano, un caro amico, insomma, che ha veramente dedicato la vita con passione e dedizione per questa grande opera, insomma, di geografia linguistica nella quale penso ci possiamo tutti riconoscere, e improvvisamente è mancato martedì. Ecco, quindi lo ricordo anche per il suo lavoro, per lo schedario, appunto, per lo schedario della RID. Bene, per completare un pochino il lavoro e diciamo quella che è questa presentazione molto cursoria, come si dice, delle fonti di linguistica friulana, volevo farvi vedere qualcosina che è disponibile in rete. Va bene, qualcosa che è disponibile in rete perché chiaramente i cataloghi cartacei sono molto utili, ma sono ancora più utili quelli digitali. Non soltanto sono più utili quelli digitali, ma sono utili soprattutto se attraverso i cataloghi possiamo scaricare i materiali, no? Perché questa qui è la frontiera, chiaramente, perché è sempre più difficile frequentare le biblioteche, è sempre più difficile che le biblioteche poi tengano i libri, no? Che tengano le riviste, che aggiornino le collezioni, quindi veramente sembra che anche per le nostre discipline, con tutte le resistenze del caso, no? di quelli più anziani che invece vogliono vedere solo la carta, ecco, invece diciamo che le risorse digitali sono appunto fondamentali. Ecco, quindi volevo farvi vedere adesso un momentino. Avevamo già caricato Francesco, dov'è che devo andare qui? Questo? Ecco, e allora vi faccio vedere questo sito qui, che è il sito delle riviste friulane, va bene? Riviste friulane, che è
vediamo se posso togliere questo. Ecco, che è una raccolta di riviste storiche, sono queste qui per il momento. Queste qui sono le riviste, sono 9 riviste in questo catalogo, vediamo se riesco ad andare, riesco a spostarmi, ecco qua così. Ecco, vedete, questi qui sono i numeri, no? Sono numeri che sono già consistenti, no? Perché sono 28.000 articoli indicizzati e caricati, digitalizzati e caricati, no, in rete, quindi 303.000 pagine, 5.213 autori, quindi vedete qui c'è un numero di autori veramente molto, molto ampio. Proviamo a entrare in questo catalogo, andiamo a cercare uno degli autori che abbiamo ricordato quest'anno, Giuseppe Francescato, no? Quindi Giuseppe Francescato nel centenario della nascita, perché Giuseppe Francescato nasce nel 1922, l'abbiamo ricordato quest'anno con una giornata di studi. Vediamo se riesco. Eccoli qua. Ecco, adesso facciamo cerca. Ecco, quindi qua troviamo, questo è quello che volevo, no, questo non è quello che volevo farvi vedere. Allora, dunque non è quello che, no, questo qui non è quello che volevo farvi vedere. Sì, è giusto. Aspettate, Ecco, questi qui sono i titoli, vedete, sono organizzati, qua trovate sulla destra, per autore, no? Per autore, quindi possiamo andare su Giuseppe Francescato, abbiamo 58 titoli, va bene? Abbiamo 58 titoli, quindi a proposito della fonetica friulana, di un articolo di Sottolanap in cui Giuseppe Francescato nell'occasione critica la posizione di Emilia Mirmina, quindi ci basta andare sul titolo. Qui abbiamo chiaramente l'ordinamento, no? L'ordinamento catalografico, e qui in fondo, vedete, potete trovare l'allegato, quindi potete cliccare sull'allegato e vi scarica il PDF dell'articolo. È molto facile, bene, molto facile, quindi avete qui la scansione dell'articolo, quindi vabbè, in particolare qua c'è Francescato che dice le sue ragioni e poi c'è la Mirmina qui che cerca di, come dire, dire ma no, ma io non volevo, vabbè, insomma, questa è un'altra cosa. Ecco, quindi qui avete, diciamo, la possibilità di accedere a tutta a questo numero, insomma, cioè questo numero importante di titoli, vedete, con numerosissimi autori che hanno scritto su queste riviste con l'estrazione. Peraltro, questo grande progetto lo trovate presentato proprio quest'anno. L'abbiamo presentato quest'anno in occasione della Settimana delle Culture Friulane, no? Della nostra Settimana della Cultura Friulana che ci ha impegnato dal 5 al 15 maggio di quest'anno, e quindi se voi andate su questo indice potete trovare, ecco, vedete qua, riviste friulane, qui avete la presentazione del progetto del catalogo delle riviste friulane. In particolare nel 2019 la Società Filologica Friulana. Bravo, ecco. Il nostro Pier Giorgio Sclippa, che è direttore delle biblioteche dell'università, che presenta appunto questo progetto sulla catalogazione, l'indicizzazione e la digitalizzazione appunto di queste riviste. Le riviste appunto per il momento, quindi qui potete trovare insomma chiaramente sia la presentazione del progetto in generale, vedete qui poi abbiamo riviste friulane, il Cefastu, eccetera, eccetera. Insomma, potete trovare tutte quante le riviste con qualcuno che le presenta. Il progetto, chiaramente in questo catalogo,
si può accedere per autore, ma si può accedere anche per data, si può accedere anche per località, si può accedere anche per argomento, quindi, come dire, possiamo gestire l'informazione con una certa facilità. E, a queste 9 riviste, queste prime 9 riviste, ce ne sono altre che verranno aggiunte. Tra queste ci sono, per esempio, ci sono gli studi goriziani, ci sono metodi e ricerche, ci sarà Borg San Rock, una rivista goriziana, insomma ce ne sono molte altre che piano piano verranno inserite in questo catalogo. Ecco, quindi un catalogo per avere i materiali in mano, va bene? Ecco, per avere i materiali in mano. Ultimo sito che vi faccio vedere è quello della Società Filologica. È quella della Società Filologica perché se andiamo alla sezione Biblioteca e Archivi, e in particolare, vedete qui poi c'è il collegamento con il progetto Riviste Friulane, i numeri unici, il catalogo, i racconti popolari, eccetera, però se andiamo sul catalogo della biblioteca, troviamo anche qui indicazioni utili per ricerche di linguistica friulana. Quindi se noi andiamo su una ricerca avanzata possiamo inserire, torniamo al nostro francescato che abbiamo appena francescato. Qui possiamo trovare non soltanto i titoli inseriti nel catalogo delle riviste, ma anche una buona scelta di titoli di linguistica friulana. Per cui, per esempio, questo qui, che è un titolo fondamentale, insomma, per gli studi friulani, che è la dialettologia friulana del 66. Quindi qui potete trovare, ecco qua, potete trovare il PDF e potete scaricare. Starà un pochino perché è l'intera monografia, ma il computer di Francesco mi dicono che sia velocissimo e potentissimo, quindi scaricherà in 2 secondi questa pesantissima monografia, eccola qui, che appunto vi faccio. Sì, certo, certo, perché naturalmente, eccola qui, quindi abbiamo la nostra dialettologia friulana, quindi con la scansione di tutta quanta l'opera. La scansione di tutta l'opera, quindi chiaramente comincia con l'introduzione sull'area linguistica. E, tra l'altro vedevo per pura curiosità, visto che appunto vedevo che vi siete occupati di Timavese ieri col contributo dell'Interregione, ecco, soprattutto qua nella prima pagina in cui lui disegna un pochino l'area friulanofona, arriva fino a Timau e dice praticamente che già il timavese, adesso non lo trovo perché non vedo bene, dovrei mettere gli occhiali forse, ma comunque qui insomma trovate anche delle fonti specifiche per i confini, quindi a nord, per Alba, eccetera, eccetera, quindi trovate anche citato Timau. Timau l'avevo visto, comunque, ecco. Il friulano convive, eccolo qua, dunque, vediamo se ci sono le aree germanofone qui. No, vabbè, comunque insomma vi lascio cercarlo con la calma a casa, anche perché diciamo la dialettologia friulana veramente è un'opera veramente fondamentale, e ci sono, come dire, alcuni titoli sia per quanto riguarda le monografie, sia anche per alcune opere collettanee, per cui per esempio abbiamo, sì, vi faccio soltanto vedere come funziona. Ecco, qui abbiamo per esempio degli atti di convegno. Questi sono atti di convegno
dedicati al centenario di Ascoli. Ecco, questo qui è un volume, tra l'altro vi devo dire che, ecco, diciamo, cioè il limite di questo catalogo, se volete il limite, è che riguarda i titoli della filologica, quindi quelli che sono liberi da diritti, no? Naturalmente, perché se dopo dobbiamo andare a chiedere i diritti alla De Gruyter piuttosto che a questo o quegli altri, sì. Comunque qua intanto c'è tutto quanto quello che riguarda la produzione editoriale della Società Filologica, che è già un buon, diciamo, cioè che è già una buona base. Ecco, quindi qua per esempio trovate questo volume che abbiamo curato Carla Marcato ed io nel 2010, il Convegno Internazionale di Gorizia, appunto sui 100 anni di Ascoli. Quindi qui potete trovare naturalmente tutto l'elenco, no? Cioè tutto l'elenco dei titoli, ecco, per cui Ascoli o Società Filologica Friulana. Quindi potete trovare l'intervento di Giovanni Frau, anche qui come avete visto prima, cliccate e vi potete scaricare il video. Bene, evidentemente, come dire, quelle che sono le fonti che ho cercato di rappresentare, insomma, sommariamente vedete quanto materiale, di quanto materiale parliamo, è una disciplina che è sicuramente molto ricca. È molto ricca per il numero di autori, per il numero di titoli ed è anche, come dire, e si presta anche a una consultazione, vedete, da remoto. Ecco, quindi ci sono molti materiali disponibili, ci sono molti materiali accessibili dalla rete e anche alcuni progetti che sono stati avviati alcuni anni fa, ma che sono ancora vivi, ecco, che sono ancora vivi e quindi che possono promettere sviluppi interessanti. Che cosa bisogna fare? Beh, niente, chiaramente bisogna continuare a fare quello che è sempre stato fatto, quindi continuare ad aggiornare questi cataloghi, continuare a aumentare quelle che sono le fonti che possono essere collegate, insomma, con questi repertori. E come vi dicevo, se volessimo fare di riflessione, ecco, di riflessione su questo importante patrimonio, anche soltanto di linguistica e non soltanto di storia regionale piuttosto che di documentazione, eccetera, potrebbe essere davvero utile riprendere lo schedario della RID con le sue centinaia di schede e con i commenti, nel senso con i commenti pubblicati in questi 50 anni, per avere un repertorio di bibliografia linguistica friulana. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e sono a posto.